Nossa história é aqui e agora. Vamos transformar cada segundo no melhor de nós para todo mundo. Vamos lá, nossa mensagem, solta nossa voz. L'Italia ha scaldato i motori ieri nella prima giornata del nuoto con 4 finali e 5 record nazionali. Oggi l'aeroplano azzurro vuole decollare all'Aquatic Stadium. Decollo significa volo, volo vuol dire medaglia e i motori si chiamano Francesco Bettella, Gloria Boccanera, ma soprattutto Cecilia Camellini e Federico Morlacchi. Cada sonho tem seu preço, cada fim tem recomeço, cada tem seu valor. Vai na boa, vai que dá, vai na boa, vai que dá, vai com você com vontade, inspirando emoções. Vai na boa, vai que dá, vai na boa, vai que dá, pelo sonho da igualdade em todos os corações. Em todos os corações. Dietro però concentriamoci sull'argento che potrebbe conquistare Francesco Bettella, che con le ultime bracciate riesce ad accelerare, riesce a guadagnare il vantaggio necessario sul suo avversario. Non bisogna mollare ora Francesco, schiacciare la piastra e medaglia d'argento per l'Italia. È la prima medaglia, il primo podio nella vasca dell'Aquatic Stadium per gli azzurri. La firma è quella di Francesco Bettella. Stand tall and proud, you were born to fly, transforming us in every journey. Forever starts this very moment, yeah. Cause our hope will keep us dreaming, every dream a new beginning, another lesson of this teaching. Oh, there's a price for our decision, there's no difference, no division, just believe it, yes you can. We can do it, here we go. We can do it, here we go. We're each other's inspiration, together rising above. We can do it, here we go. We can do it, here we go. Oro Ucraina, e resterà per sempre anche la medaglia di Francesco Bettella, oramai alle ultime bracciate. Seconda posizione per l'azzurro, è medaglia d'argento Bettella, è il secondo gradino del podio per l'azzurro. Terza posizione ancora Ucraina con Francesco Bettella. Vai na boa, vai que dá, vai na boa, vai que dá. We're each other's inspiration, together rising above. We can do it, here we go. Pelo sonho da igualdade em todos os corações. Em todos os corações. E un grande applauso a Francesco Bettella, collegato con noi da Padova. Ciao Francesco. Buongiorno, buongiorno. Ciao carissimo. Allora Francesco, intanto complimenti, ma soprattutto capire l'importanza di quanto impegno ci mettete, che vi sentite liberi nella vasca, veramente una cosa incredibile. E soprattutto io volevo chiederti cosa ne pensi di questo sport paralimpico. Io ho avuto un atleta, Mario Bertolaso, anche lui che ha vinto una medaglia importante, il quale dice non siamo abbastanza supportati. Pensate, nella mia disciplina alle Paralimpiadi ne va uno alla volta, perciò pensate che quando mai arriveremo tutti quanti a riuscire ad esserci. Cosa pensi? Cosa vuoi dire, Francesco? Tu che capisci bene l'amarezza di Mario, che mi piacerebbe anche farvi incontrare, capire, per cercare anche di vedere cosa si può fare per aiutarvi, per essere presenti, perché l'impegno e il sacrificio che mettete deve essere supportato. Prego Francesco. Guarda che Mario ti sta ascoltando. Sì, innanzitutto Mario lo conosco perché abbiamo fatto parte della stessa società per un po' di anni e sicuramente l'impegno, insomma, in termini di tempo e di fatica è pari a quello che, insomma, ci mettono tutti gli altri atleti, perché insomma ormai il livello che è stato raggiunto nel movimento paralimpico è altissimo e quindi
per essere competitivi bisogna veramente allenarsi tanto e fare tante gare e insomma curare ogni singolo dettaglio della preparazione. E sicuramente è un movimento che sta cambiando molto negli ultimi anni e, e quindi diciamo si deve un po' adattare a quelle che sono le nuove sì, al nuovo che sta avvenendo, con appunto molti più ragazzi che fanno attività rispetto a un po' di anni fa, e anche grazie alla visibilità che le Paralimpiadi stanno avendo sia in TV che sui giornali, quindi diciamo sono sempre più ragazzi che fanno sport paralimpico, per fortuna, e quindi anche il movimento paralimpico deve un po' adattarsi nei suoi regolamenti, ecco, a questo cambiamento. Senti Francesco, questo sport meraviglioso che salva la vita, ecco, è importantissimo. Come mai non è obbligatorio secondo te anche nelle scuole elementari? Iniziamo da là se vogliamo, anche se si potrebbe fare molto prima, già all'asilo, visto che abbiamo la fortuna, non tutti, ma ci sono anche piscine da poter frequentare. Perché si crede così poco in questo sport, che poi è uno dei sport più completi a detta degli addetti ai lavori? Io veramente non riesco a capirlo, è uno sport che dovrebbe essere assolutamente obbligatorio. Cosa ne pensi, Francesco? Questo è un discorso un po' più complesso, quindi un po' più ad alto livello, e sicuramente insomma che i bambini abbiano che bambini e ragazzi abbiano la possibilità di fare uno sport al di là insomma del nuoto, che è il mio sport, e penso che sarebbe assolutamente importante, e purtroppo spesso capita che anche all'interno della scuola non venga valorizzato il fatto che magari un bambino o un ragazzo anche più grande possa fare un'attività sportiva anche di alto livello, e anzi a volte forse anche penalizzato, spero sempre meno rispetto agli anni scorsi. Però insomma l'unica cosa che possiamo fare noi, che provo a fare io, è andare a parlare nelle scuole per raccontare la mia esperienza, per sensibilizzare sia insomma i bambini e i ragazzi sul movimento paralimpico, e anche un po' per infondergli quella che è l'importanza comunque di fare un'attività sportiva, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista sì, ecco, di relazioni con altri ragazzi, e dal punto di vista di crescita come persone. Senti Francesco, cosa vuol dire riuscire a centrare l'obiettivo, allenarsi molto, sì, partecipare, ma dopo diventare campione, arrivare a queste medaglie importantissime? Ecco, cosa vuol dire per voi atleti riuscire ad esserci proprio al massimo del massimo? Perché un argento è una medaglia importantissima, ma l'argento è abbinato a tanto sacrificio, come dicevamo, a tanto impegno. Partecipare sì, però vincere la medaglia dovrebbe essere il massimo. Cosa si prova, Francesco? Cosa vuol dire il coronamento di tutti i sacrifici? Sì, sicuramente poi quando insomma, ho avuto la possibilità di salire sul podio alle Paralimpiadi, mi sono passati davanti tutti gli allenamenti che ho fatto per essere lì, e ovviamente insomma, il lavoro è quotidiano con i miei allenatori e i miei preparatori, quindi sappiamo giorno dopo giorno il lavoro che facciamo per arrivare lì, e l'importante poi è comunque cercare di fare il massimo delle proprie possibilità per quella giornata, e poi se questo sarà sufficiente per arrivare alla medaglia ovviamente ci sarà tantissima gioia, altrimenti insomma sicuramente sarà delusione, ma comunque con la consapevolezza di aver fatto il proprio massimo, e quindi sicuramente salire sul podio dà grandissime emozioni, veramente fortissime, e poi farlo in stadi con così tante persone presenti è qualcosa veramente di speciale, e per me ha significato tantissimo, insomma, essendoci riuscito per 6 volte.
Senti Francesco, conosciamo un po' allora Francesco Bettella. Quando ti sei accorto che questo sport sarebbe stato proprio lo sport che desideravi di fare, nel quale ci credevi, che l'impegno lo avresti dato al massimo? Quando ti sei accorto che veramente il nuoto per terra vuol dire vivere? Ma allora io ho iniziato a nuotare quando avevo 3 anni e i miei genitori mi hanno portato per la prima volta in piscina, quindi quando ero molto piccolo, e diciamo che magari non è stata una mia scelta consapevole perché appunto a 3 anni si è molto piccoli, però mi è piaciuto da subito l'ambiente dell'acqua, insomma, sono piaciute subito le emozioni che provavo e che provo ancora adesso quando entro in acqua. Però diciamo che ho iniziato il percorso dell'agonismo a 15 anni e facendo i primi allenamenti, le prime gare a livello regionale italiano, e se vogliamo verso tra i 19 e i 20 anni ho iniziato a capire che poteva diventare qualcosa di più e ho avuto la mia prima convocazione nazionale, ho iniziato a vincere le mie prime medaglie a livello internazionale. In quel momento ho capito che la mia carriera era cambiata. Sai Francesco, io al Villaggio Italia a Lignano Sabbiadoro ho conosciuto una ragazza, una nuotatrice come te, ecco, che vederla in carrozzina, ecco, non riuscivi neppure a capire come faceva a muoversi, e nell'acqua era una cosa incredibile. Quando ha finito la gara gli ho detto: ma quanto brava sei, ma come fai a essere così veloce, così? Perché nell'acqua mi sento libera, nell'acqua veramente io sento la libertà, mi sento una farfalla. Tu cosa dici Francesco, è proprio così? Sì, sono le sensazioni che ho anch'io, perché insomma in acqua riusciamo a muoverci in un modo che fuori, cioè ovviamente più difficile, ad esempio anche senza l'utilizzo di ausili come può essere una carrozzina, e poi insomma l'acqua sostiene il nostro peso, quindi ci dà veramente una sensazione di leggerezza, che insomma sono sensazioni sempre belle e che io provo dalle prime volte che sono entrato in piscina fino ad ora, insomma, anche quando faccio gli allenamenti tutti i giorni, insomma. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, sentiamo cosa dice Rinaldo, il nostro campione, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Caro Francesco, ciao, caro Francesco, te faccio tanti auguri e bravo. E nuoto ho fatto un cammino da fio, era in ante a Venezia, va bene. Dopo, come c'è qualcosa, perché c'era massa famiglia, troppo sacrificio, una roba che non ho sopportato. E nuoto, da far fatica, tanta. Rinaldo, ti si inceppa stamattina? No, perché ho perso. Comunque Francesco, ti sei bravo, continua nella tua strada, non occorre che ti lo dica a me, ormai ti hai allora, ti sei proprio un bravo, ti dà una lezione anche ai fiori giovani che non la vogliono fare niente e che si in salute, ti sei una perla come figlio e bravo per quello che ti fa. Non che sia aggettivi. Bravo, continua e ridi, sorridi delle robe, ti dà la soddisfazione di quello che ti fa. Francesco, che tu sei una persona meglio del mitico esate, hai capito? Ti dà da pensare a quello che ti fa di importante, per te e anche per gli altri. Ti ne fa sentire piccoli gli altri che stiamo bene. Bravo Francesco, ti faccio tanti auguri. Va avanti, fai la tua strada, ti trovano anche amorosa, ascoltami me.
Poi ti troverà, ciao, grazie che ciao. la gabbia sa, magari anche più di una, cosa sa tutti, vero Francesco? E dici ti troverà, chissà quante morose che ha Francesco. Grazie caro Rinaldo, sempre simpatico il nostro Rinaldo. Senti Francesco, appunto Rinaldo parlava di questi giovani pochi rispetto a quelli bravi, ma che purtroppo hanno i riflettori puntati e per loro è un successo enorme. Cosa vorresti dire? Tu che sai invece cosa vuol dire imparare a vivere, riuscire a vivere in una maniera diversa, riuscire a muoversi in maniera diversa, ma l'importanza della vita, che loro invece se la rovinano. Cosa vorresti dire? Quanto può aiutare invece lo sport? Io insisto, continuo, spero qualcuno capisca. Prego Francesco, cosa vuoi dire a questi ragazzi che a mio avviso hanno perso il percorso di vita non per colpa loro, ma soprattutto ecco, perché qualcuno non li ha presi per mano in tempo? Prego. Diciamo che adesso è una situazione un po' più delicata, insomma, diciamo per me una strada è stata quella dello sport, ma sono convinto insomma che ci possano essere anche tante altre strade come la musica, l'arte o lo studio, e quindi secondo me quello che un po' si sta perdendo è un po' riconoscere il proprio talento e riconoscere le cose che piacciono e dedicarsi a quelle. Per me è stato questo, insomma, Quando è scoprire. successo? Hai avuto un incidente? Com'è successo che sei finito in sedia a rotelle, Francesco? Io ho una malattia genetica che è progressiva, che è iniziata a manifestarsi quando avevo 3 anni, quindi quando ero molto piccolo, e che gradualmente negli anni mi ha portato a perdere forza alle gambe, alle braccia, alle mani, e mi ha portato a sedermi in sedia a rotelle a 16 anni e da lì insomma non mi sono più alzato. E anch'io sicuramente nel mio percorso ho passato dei momenti difficili, soprattutto nell'adolescenza, che sappiamo essere insomma il periodo più delicato sì, insomma, per la vita delle persone, e devo dire che attorno ai 20 anni è stato forse il periodo più difficile per me, e non è una coincidenza secondo me che poi proprio dai 20 anni la mia carriera è iniziata un po' a cambiare a livello sportivo, e questo ha avuto un riflesso grandissimo nella mia vita quotidiana, insomma nella mia persona, ecco. E quindi credo che saper riconoscere qualcosa che piace, dedicarsi a questo, e saper porsi degli obiettivi che possono essere in qualche modo concreti, raggiungibili, non solo utopie, ecco. Questo mi ha aiutato molto insomma, a fare un percorso di crescita, che insomma credo che sia importante anche per ragazzi che stanno vivendo situazioni di difficoltà, insomma, trovare qualcosa in cui dedicarsi e scoprire un po' alla volta se si ha del talento per qualcosa. Senti Francesco, quando vai nelle scuole appunto che incontri questi ragazzi, parli con loro, come vedi tu questi ragazzi? Ecco, cos'è che senti? Cos'è che ti chiedono? Perché tu parli anche molto chiaro, fai capire con l'importanza di riuscire a riprendersi la vita in mano grazie anche allo sport, oppure come hai detto tu, all'arte, a qualsiasi cosa, ma non si può buttare via la vita. Come li vedi questi ragazzi? Ma sono molto curiosi, quindi quando vado a parlare di certo non si risparmiano nel fare delle domande o appunto esprimere curiosità su quello che faccio, ma anche sulla mia vita quotidiana, insomma, perché magari adesso c'è più la possibilità di vedere delle prestazioni sportive, delle gare di sport paralimpico, però è sempre poco evidente magari come una persona come me possa vivere una vita appunto nel quotidiano, e come possa adattarsi a fare tutte le stesse cose che fanno loro quotidianamente, e quindi c'è molta curiosità, e insomma finché c'è curiosità è comunque un aspetto confortante, ecco, è bello, quindi vuol dire che
quello che gli racconto, la persona che sono, insomma, li suscita interesse. E poi mi capita magari di rivederli dopo un po' di anni e loro si ricordano. È capitato più di qualche volta, insomma, che mi si avvicinassero in altri contesti anche dopo un bel po' di anni e mi salutassero dicendo che mi avevano visto, insomma, erano stati a un incontro con me in qualche scuola negli anni precedenti, e questo è molto bello, ecco. Allora adesso ti porto a Padova e andiamo a vedere purtroppo questa auto vandalizzata di un'atleta paralimpica. Andiamo a vedere. Ho visto tutta la macchina smembrata, diciamo, smontata. La macchina mi serve con il cambio automatico e ha gli ausili, e ha un'inversione di pedale, quindi ho l'acceleratore sulla sinistra, ed è una cosa che va fatta sulla macchina. Ecco cosa resta dell'auto di Gloria Lorenzetti, spogliata di navigatore, radio e anche del cambio. Amara la sorpresa per l'atleta paralimpica nazionale di tiro con l'arco e scherma, che utilizza l'auto nella vita quotidiana ma anche per i suoi allenamenti. L'aveva lasciata in strada, come sempre l'atleta, l'auto è ribassata e non entra in garage. Mai avrebbe pensato di ritrovarsela così. Una sorte è toccata anche ad altri veicoli a Perarolo di Vigonza, finiti nel mirino dell'ennesima banda specializzata nel furto di pezzi di ricambi. Il primo preventivo per la riparazione piuttosto pesante, da qui l'avvio di una raccolta fondi organizzata dalla famiglia di Gloria e sostenuta anche dal sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro. Oggi la comunità di Vigonza è rimasta sconvolta dal fatto che sia stata colpita, ed è ancora più grave, una persona che con quell'auto riesce ad avere una vita dignitosa e normale, e nonostante le sue difficoltà. Quindi, partita la raccolta fondi, io ho aderito anche personalmente. La raccolta fondi è stata aperta sulla piattaforma GoFundMe. Grande l'affetto dimostrato in queste ore attorno a Gloria Lorenzetti, che fa parte del gruppo Obiettivo 3 di Alex Zanardi. Molti si sono offerti di aiutarla negli spostamenti, del resto Gloria si allena 5 giorni a settimana e anche lunedì stava per andare in campo. La grinta non le manca, per fortuna, e Gloria Lorenzetti già pensa ai prossimi impegni sportivi. A luglio ho i campionati italiani para che si terranno a Rovereto, quindi diciamo il mio obiettivo è quello. Un grande abbraccio a Gloria. Gloria, vedrai che ce la farai. Avete visto anche il sindaco, come dico, sono sempre in prima linea, il sindaco si è mosso subito per dare la possibilità a questa atleta di fare quello che doveva fare, di allenarsi. Ecco, come commenti questo servizio, Francesco? Tu capisci l'importanza di avere i mezzi per muoversi, di essere veramente all'altezza della situazione, anche se ti capitano queste cose, però la solidarietà arriva immediatamente. Prego, Francesco. Sì, sicuramente per una persona con disabilità, insomma, l'auto ormai è diventata un elemento fondamentale della vita quotidiana, e rimanerci senza è un grosso problema. E infatti mi sono immaginato, se dovesse capitare a me, insomma, che anch'io tra il lavoro e gli allenamenti, diciamo, la macchina la uso molto nell'arco della giornata, e senza farei veramente fatica a fare tutto quello che faccio, quindi è sicuramente un dispiacere, ecco, per lei, e insomma purtroppo sappiamo che queste cose succedono, e ecco. Sì. Francesco, quello che volevo anche chiederti, ecco, tu come Gloria, come tanti ragazzi, tanti atleti salite sulle macchine, ecco, nonostante queste difficoltà, però riuscite ad avere questi mezzi grazie anche alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia, e poi quando siamo nella strada ne vediamo di tutti i colori. Io ieri veramente ho visto delle cose in autostrada pazzesche, cioè viaggiano a 200-220 all'ora, delle bombe nel vero senso della parola. Cioè, a queste persone cosa vorresti dire? Perché dobbiamo anche smetterla, cioè non c'è nessun controllo, non c'è una pattuglia, non c'è nessuno, perciò ognuno dice ma chi se ne frega, io faccio quello che voglio. Il problema è che poi ci rimette magari quel poveretto che sta andando per la sua strada tranquillo. Cosa vorresti
vorresti dire? Ti accorgi anche tu che forse questo acceleratore dovrebbe essere usato in maniera diversa? Sì, diciamo che ci sono alcune persone che non hanno molto la percezione di quello che fanno e soprattutto che quello che fanno può mettere in pericolo anche la vita di altre persone e sicuramente non pensano alle conseguenze insomma al pericolo e alle conseguenze che possono avere queste azioni. E poi purtroppo, insomma, nella mia esperienza ho conosciuto storie di tante persone che hanno fatto incidenti e quindi, insomma, se si conoscessero tante di queste storie, insomma, non ci penserebbe due volte prima di fare questi, sì, così sprezzanti del pericolo, ecco. Sì, diciamo che è un po' una situazione non difficile, ecco, da gestire, ecco. Io non, Anche perché abbiamo sì. macchine che corrono sempre più veloce, però poi anche l'uomo ci mette del suo, anche la persona, più che l'uomo la persona, perché veramente anche ieri è una cosa incredibile, nonostante l'informazione che non possono dire di non sapere, Francesco, non possono dire che no, non si sa. assolutamente. Ecco, bisogna proprio che qualcuno sia fuori di testa per correre in quella maniera su queste autostrade, guardate, a parte che sono tutte autostrade diventate ormai. Allora andiamo a sentire cosa ha detto il ministro Abodi, Milano Cortina, andiamo a sentire. Noi sappiamo che i problemini fanno parte del percorso. Imprese come quelle che alle quali stiamo concorrendo sono costellate di insidie e anche di problematiche che vanno gestite, così come abbiamo gestito nello spirito di collaborazione, di operosa collaborazione, la pista di bob. E quindi anche il villaggio sarà pronto e quando arriverà il giorno noi saremo lì, mi auguro, a gioire come tutta l'Italia. Non sarà facile, ma l'esecutivo sa che non sono ammessi errori, ogni passo falso del resto avrà eco internazionale. Per questo il villaggio olimpico di Cortina non potrà che essere pronto per l'evento a 5 cerchi, i ritardi oggettivi accumulati insomma saranno recuperati. A Sacile, per i 250 anni della Garbellotto, il ministro Abodi ammette problemini, questa è l'espressione usata, ma dà garanzie, e lo fa anche per un'altra opera programmata per le Olimpiadi, la famigerata circonvallazione di Cortina. Noi abbiamo assunto un impegno dividendo anche per ragioni pratiche, per evitare immobilizzazioni finanziarie eccessive e anche evitare anche di immaginare cantieri durante i giochi, che quello che comunque ci siamo impegnati a fare lo faremo e questa sarà una delle opere che abbiamo semplicemente spostato come inizio dei cantieri per ragioni pratiche, ma gli impegni si mantengono. Un impegno che peserà per 400 milioni di euro, cifra che lo stesso Abodi di fatto conferma parlando con i giornalisti. L'opera non si tocca ma si sposta. Altro fronte sportivo molto meno complicato, almeno in questo caso, quello del volley. Ospite della Garbellotto, il ministro non può non parlare delle Pantere dell'Imoco, una squadra che di match in match porta il Veneto in giro per il mondo. Questa azienda comunque contribuisce all'eccellenza sportiva, con una squadra che vince, una squadra di donne, quanti elementi tutti assieme che sono rappresentati da questa realtà meravigliosa. Allora, Francesco Bettella, cosa vorresti chiedere se fosse possibile magari avere in questo momento il ministro di fronte? Cos'è che vorresti dire al ministro Abodi? È una domanda difficile questa. Bisogna farle, sai, ogni tanto ste domande. Allora, diciamo che per quello che riguarda lo sport paralimpico ovviamente ci sono ancora molte differenze rispetto allo sport paralimpico, anche insomma differenze di trattamento, nonostante insomma negli ultimi anni di passi in avanti se ne siano stati fatti veramente tanti, e anche rispetto a quando ho iniziato a nuotare io, insomma, quindi quello che mi sentirei di dire è
continuare su questo percorso che è stato intrapreso e insomma, e dargli una spinta, ecco, in questo processo di avvicinamento allo sport paralimpico, allo sport olimpico, perché è stata sicuramente una cosa molto importante. Mi viene in mente ad esempio la possibilità anche per gli atleti paralimpici di entrare nei corpi dello Stato, quindi questo, se vogliamo, è stato quasi una rivoluzione quando è stato introdotto, però insomma un po' alla volta le cose cambiano, ecco, un po' lentamente forse, però ecco, stanno cambiando. Io lo trovo scandaloso che su questi giochi invernali non ci siano atleti paralimpici, perché questi atleti non hanno la possibilità di gareggiare, perché hanno detto che non c'è più la possibilità di farlo per gli orari, per tutta una storia. Io lo dico agli addetti ai lavori che è una vergogna veramente grande quella che abbiamo sentito per questi ragazzi che avrebbero avuto la fortuna e il piacere di partecipare e sono stati esclusi perché non c'è la possibilità di di gareggiare con queste discipline. Io veramente lo trovo inaudito. Pubblicità. E si comincia. Francesco Bettella che apre in maniera molto coraggiosa. C'è il bronzo per l'Italia con Francesco Bettella che ancora una volta sale sul podio alla Paralimpiade. Francesco Bettella, eccolo, il mitico Ciccio Ingegnere. Il sorpasso da parte di Francesco Bettella in terza posizione, lotta per la seconda contro Anton Koll, piegata alla resistenza di José Ronaldo da Silva, medaglia d'oro per la Polonia. L'Italia che sta continuando a lottare con Francesco Bettella, boato del pubblico e al tocco arriva la medaglia d'argento per Francesco, bravissimo al tocco nei confronti di Anton Koll, e la sesta medaglia paralimpica in carriera per Bettella. Padovani impazziti in tribuna, li vediamo perché sono proprio di fronte a noi, sono arrivati quasi tipo un pullman per vedere questa gara. Io non so voi a casa, io mi emoziono sempre quando vedo questi atleti pensare a quanto impegno, quanto sacrificio, danno tutto se stessi. E poi ho detto quello che ho detto prima. Allora, come commenti? Questa è un'altra vittoria, ti lascio fuori dalle polemiche, le fa la Mirella la polemica, vai tranquillo che io non sto zitta e dico quello che penso, perché è una vergogna veramente, con tutti i soldi che hanno speso, ecco, non dare la possibilità, ma l'ho detto io. Senti Francesco, un'altra medaglia d'argento abbiamo visto, ma soprattutto quello che vediamo è con quanta pacatezza, e siete tutti uguali in questo, ecco, la gioia, ma nella pacatezza di dimostrare che siete veramente dei veri campioni, perché anche il comportamento che avete è questo, è molto molto importante. Prego Francesco. Sì, beh, sicuramente le ultime Paralimpiadi di Parigi sono state, nonostante fossero le mie quarte Paralimpiadi, forse sono state le più emozionanti per me, insomma, forse anche perché gli anni passano, quindi è sempre meno scontato, insomma, rimanere a questi livelli. Quanti giorni ti alleni Francesco durante la settimana? Mi alleno tutti i giorni tra piscina e palestra, e quindi insomma
non era scontato arrivare a queste medaglie e quindi la gioia, insomma la soddisfazione per averle raggiunte sono state veramente enormi. E poi sicuramente, oddio, c'è anche qualcuno meno pacato di me sicuramente, però la cosa importante di cui ci siamo resi conto negli anni è che alla fine, al di là delle nostre vittorie personali, ci siamo resi conto di quello che possiamo rappresentare come veri e propri ambasciatori dello sport paralimpico per portare questo messaggio e abbiamo la consapevolezza che le nostre medaglie sono un po' uno strumento per avvicinare più ragazzi con disabilità a fare sport, perché ancora insomma ce ne sono molti che non conoscono il movimento paralimpico, e allo stesso modo cercare di essere un po' una fonte di ispirazione anche per altri ragazzi o per altre persone che stanno vivendo situazioni di difficoltà, non solo di disabilità, insomma. Senti Francesco, e che soprattutto la possibilità, come dici tu, di avere queste piscine, ecco, vicino a casa, perché anche spostarsi non è facile, non tutti hanno questa fortuna. Anche qua bisognerebbe capire che forse di cambiare, come dice Bebe Vio, che tutte le palestre fossero per tutti, non dividerle. Cosa ne pensi tu, Francesco? Sì, sicuramente l'aspetto principale è quello di rendere tutti gli impianti, piscine o altri impianti sportivi, insomma, accessibili per tutti. È una cosa che anche questa gradualmente negli anni sta un po' cambiando, per fortuna, a volte un po' lentamente, diciamo, altre volte invece in maniera pronta, però sicuramente il primo aspetto per dare la possibilità a tutti di fare sport è sicuramente rendere gli impianti accessibili. Io insomma sono fortunato perché qui a Padova abbiamo diverse piscine e tutte sono, anzi la quasi totalità sono completamente accessibili, e quindi per me, insomma, io sono stato fortunato perché appunto abito in una città, quindi con varie possibilità di impianti sportivi, e sicuramente una persona che vive fuori o un po' distante dagli impianti è sicuramente più complicato. È complicato, però speriamo che parlandone, dialogando anche con voi che siete gli addetti ai lavori, qualcuno riesca a capire che bisogna anche cambiare registro, perché se continuiamo sempre a dire ma vedremo, faremo, sempre con sto zio Remo, forse agire subito si potrebbe anche fare, visto quello che abbiamo sentito anche ieri sera, che mancava anche il treno pronto per la prossima pandemia con tutti gli strumenti, messo là su un angolo in arrivo, perché in attesa, speriamo mai, della pandemia. Io non riesco a capire, quando dico i soldi pubblici, se ci dicessero veramente come vengono impiegati, dove vengono impiegati e cosa fanno. Guardate che è da brivido. Se è vero quello che abbiamo sentito, qualcuno di noi si è sentito, ecco, io dico che è una cosa veramente allarmante, e poi capiamo perché i soldi per risolvere i problemi delle persone che siamo noi non ci sono mai, perché vanno presi in altre direzioni, nelle tasche di pochi, a scapito di tutti noi che paghiamo le tasse e vorremmo anche vivere in maniera diversa. Un'altra cosa importante, Francesco, che volevo chiederti: qual è stata la difficoltà più grande che hai cercato di superare o che hai superato, e quella che continui a vedere, non sempre le barriere architettoniche ma anche qualcos'altro? Cos'è che ti dà più fastidio ancora adesso quando esci di casa, appunto, anche per allenarti? Ma allora, la difficoltà più grande che ho dovuto superare nella mia storia, diciamo, non è tanto una difficoltà esterna, ma una difficoltà interna, nel senso che per me è stato difficile iniziare a mettermi in gioco in questo percorso, perché insomma il nuoto si fa in costume, quindi non ci si può nascondere, e quindi non è facile, insomma, mostrarsi in quella che è la propria disabilità. Ecco, e questo per me è stato lo scoglio più
più grande da affrontare nella mia carriera, appunto poi nel periodo dell'adolescenza, che è quello più difficile. E chi è che ti ha poi aiutato in sicuramente questo, Francesco? Oltre alla tua volontà, e si vede hai una determinazione, una volontà di ferro, chi è che ti ha aiutato anche a superare? Perché da soli io sono convinta che non si va mai da nessuna parte, c'è qualcuno che ti supporta. Chi è stato? La famiglia, l'amicizia, lo sport? Chi? Beh, sicuramente la mia famiglia ha avuto un ruolo fondamentale in questo, e anche perché ha avuto il merito di portarmi in piscina la prima volta, e poi grazie a mio padre, al mio fisioterapista, mi hanno un po' spinto a intraprendere la carriera dell'agonismo, insomma, portandomi ai primi allenamenti, anche se io non ero molto convinto, ecco. E poi perché mi ha supportato in tutti i momenti più difficili, ecco, della mia vita, in tutte le fasi di cambiamento, di scelte, e quindi mi è sempre stata vicino, portandomi agli allenamenti quando ancora non avevo la patente, quindi anche è stato un impegno quotidiano. E poi sicuramente i miei allenatori, anche da più grande, i miei amici, che nei momenti di difficoltà mi hanno sempre sostenuto, mi hanno fatto sempre sentire la loro vicinanza, e anche con, insomma, il lavoro quotidiano fatto in piscina, e questo per me è stato importantissimo per continuare per così tanti anni a fare questa attività. Senti Francesco, hai detto una cosa che mi ha colpito: non ero molto convinto, anche se avevo queste persone attorno. Non eri molto convinto di Francesco Bettella o dello sportivo Francesco Bettella? Ma all'epoca non ero ancora proprio uno sportivo, perché appunto affrontavo i primi allenamenti e diciamo che non ero molto convinto della persona. Diciamo che quando ero più piccolo non avevo molta fiducia in me stesso e nelle mie capacità, perché appunto non vedevo ancora quale poteva essere una strada che poteva essere quella giusta per me, e questa consapevolezza poi è cresciuta anno dopo anno, insomma stagione dopo stagione, fino appunto al di là delle medaglie che ho vinto, appunto insomma si è compiuta in questo percorso che è stato lungo, non sempre semplice, però insomma ha dato molti frutti. Senti Francesco, ormai siamo in chiusura, questa oretta è passata con te, ti ringrazio veramente anche per quello che hai detto, che con quanta calma, con quanta pacatezza io li vedo questi atleti, ne ospiti molto, e ti posso assicurare che quasi tutti sono come te, tranquilli, esprimono proprio quello che sono anche i loro sentimenti in una maniera incredibilmente pacata e soprattutto che fa riflettere. Ecco, come messaggio cosa vorresti lasciare questa mattina a Sveglia Veneti alle persone che ti stanno ascoltando? Adesso sono anche tanti ragazzi, molti sono a casa da scuola. Con quale messaggio vuoi lasciarci, Francesco Bettella? Ma sicuramente di seguire lo sport paralimpico. Adesso ci sono molte più possibilità di vederlo anche in TV o di seguirlo anche via streaming, quindi sono sempre buone occasioni per avvicinarsi a questo movimento con spirito di curiosità, e consapevoli comunque di vedere delle prestazioni sportive a tutti gli effetti, e poi insomma avere la possibilità di conoscere delle persone anche magari vicine a dove si abita, ecco, che magari di cui non si conosceva niente, e insomma di seguirci, ecco, per i ragazzi, insomma, soprattutto quelli con disabilità, insomma, l'invito è sempre quello di avvicinarsi a un'attività. Io parlo per lo sport, ecco, ma ci sono tanti altri mezzi, ecco, ma è importante saper riconoscere le cose che ci possono piacere, quelle che appunto possono essere delle attività interessanti per noi, e di provare a metterci tutto l'impegno possibile per seguirle, e questo avrà sicuramente
un riscontro nella vita in generale, insomma anche nella percezione di noi stessi, e questo è sicuramente la cosa più importante, al di là delle medaglie o dei successi che si possono raggiungere. Grazie al campione Francesco Bettella, questo atleta paralimpico che ha capito l'importanza anche di dialogare, di far capire l'importanza dello sport in generale. Ragazzi, svegliatevi e veramente praticate questi sport. Grazie Francesco, un abbraccio. Grazie, pubblicità. Grazie. Altri graditi ospiti, abbiamo in presenza Antonio Foiadelli, già procuratore a Treviso, ma parleremo anche della sua associazione, della cultura, dell'arte anche con un altro gradito ospite che è Giancarlo Poloni, che è presidente dell'associazione artistica Grecale, poi anche con altri ospiti che sono venuti assieme per far capire l'importanza della cultura e della storia. Saluto anche Gloria Capello Trollese, presidente di un'associazione importantissima, parleremo di neurodivergenze. Grazie anche a lei Presidente di essere qui per far capire quante associazioni ci sono, quante persone che si danno da fare, che cerchiamo tutti di migliorare la qualità della vita. Dopo dottor Foiadelli uno schiaccia un bottone e partiamo tutti come niente fosse, come neve al sole, ci sciogliamo tutti. Allora dottor Foiadelli, cosa sta vedendo lei? Questo mondo che sta cambiando completamente, ma soprattutto tanta rabbia nel mondo giovanile, e non solo, ma soprattutto nel mondo giovanile, dove invece a mio avviso lo sport, la cultura, l'arte dovrebbe fare da mediatore e cercare di tirare fuori questa creatività che questi ragazzi, sono convinta, hanno, ma nessuno li prende per mano. Lei ha toccato tanti anni, ecco, questi temi delicati, ha incontrato queste persone. Ma cos'è la giustizia per queste persone, il rispetto delle regole? Come vede la situazione, dottor Foiadelli? Devo dire che la sua è una domanda da niente. Zero. Perché coinvolge una serie di problemi per i quali una diagnosi è abbastanza possibile, ma di fronte alla quale siamo tutto sommato smarriti, perché diciamo dove stiamo andando, ma soprattutto come possiamo fermarci per non prendere delle svolte di carattere negativo. Ora c'è un certo luogo comune che sbriga la faccenda dicendo: ma i giovani non sono educati, i giovani come dire, non rispettano più un certo mondo valoriale quale è stato quello delle nostre vecchie generazioni, alla quale io purtroppo appartengo, e quindi come dire, quasi un atto d'accusa nei confronti di coloro che, dico io, tutte le responsabilità non le hanno. Semmai dovremmo fare noi, che li abbiamo preceduti, un esame di coscienza e chiederci: abbiamo fatto tutto quello che era doveroso possibile per mettere queste persone, queste nuove generazioni nella possibilità di giudicare, di rendersi conto e soprattutto di distinguere ciò che a questo mondo è possibile e lecito da ciò che in verità non è né possibile, ma soprattutto non lecito, per il semplice motivo ben noto a tutti che una società può vivere pacificamente e ordinatamente soltanto se ciascuno obbedisce e rispetta una certa disciplina, perché il mio spazio finisce là dove comincia il tuo.
Invece purtroppo, e qui mi sento, ovviamente il mio non è un giudizio completo, esaustivo, ma mi sento un poco di attribuire molta di questa responsabilità ai cosiddetti social e soprattutto a questo accesso indiscriminato che ha creato in generale in questi giovani una confusione tra quella che è la realtà virtuale di questo maledetto smartphone e quella che invece è la realtà vissuta, che ha tutt'altri contorni. E mi sto chiedendo, e non solo io, se a volte questi atti criminosi ai quali stiamo assistendo non siano appunto la conseguenza di una incapacità di distinguere e di tenere ben separati quelli che sono i mondi virtuali, appunti, che noi vediamo prospettati in questi mezzi di comunicazione di massa, e quella che invece è la realtà, a volte drammatica, a volte difficile, eccetera, eccetera, che è invece quella che dobbiamo vivere faticosamente ogni giorno. Presidente Cappello Trollesi, cosa dice delle parole che ha detto, ecco, come le interpreta, come le commenta le parole del dottor Fojadelli? Prego, e presentiamo anche quello di lei si occupa, prego. Buongiorno a tutti. Sì, mi chiamo Gloria Cappello Trollesi e presiedo AXA Onlus dal 2010, l'anno in cui l'abbiamo fondata, con un gruppetto piccolo di famiglie. Adesso siamo circa 90 famiglie su tutto il territorio regionale ed oltre. Mi riferisco un attimo a quanto ha detto adesso il dottor Fojadello, condivido in parte, nel senso che la domanda è una domanda che copre i macrosistemi da genitore, perché non solo di un figlio con neurodiversità ma di ben altri 4 e tutti in età adolescenziale, post-adolescenziale, e mi confronto con genitori, ritengo che parte probabilmente di tutto ciò siamo noi, nel senso noi genitori, faccio un mea culpa in quanto forse abbiamo fatto crescere questi ragazzi in un concetto del possibile diverso da quello che ci era stato dato dai nostri genitori, e abbiamo vissuto forse un periodo bellissimo rispetto ai genitori, ai nonni e rispetto anche a loro, e quindi sull'onda di questa spinta, perché c'era una spinta di un boom economico, di un tutto possibile, di un edonismo reganiano e anche sollecitati da una certa psicopedagogia che cominciava ad affermarsi in quei tempi, ci siamo sempre fatti molti problemi, almeno per quel che mi riguarda personalmente e anche confrontandomi poi con amici, sui no, sui come dirlo, su quanti traumi avrebbero causato. C'è stato sempre il tentativo di queste condivisioni, no? Un no condiviso, ti spiego come, quando e perché, e forse questo tentennare e non essere magari così saldi come lo erano stati i nonni, perché i nonni e i genitori no erano i no, i sì erano i sì, avevano talmente tante altre cose a cui pensare che c'erano poche possibilità di andare oltre, no? a certe spiegazioni, e i social, assolutamente condivido che sono entrati così prepotentemente nel loro mondo con questa realtà virtuale, ha reso il tutto molto molto difficile, perché ritengo che queste generazioni non siano generazioni di nulla facenti, di smidollati o di altro, ma siano generazioni che stanno vivendo un periodo così difficile, così privo di speranza, perché se guardiamo su tutti i fronti, no, da quello globale di un pianeta che forse non esisterà più, da questa guerra imminente che noi non abbiamo vissuto, da una pandemia che li ha chiusi in casa per 2 anni e li ha ovviamente ancora di più condizionati a questi strumenti che erano gli unici per comunicare, per cui vanno aiutati, non so come, perché andremo prima aiutati noi genitori ad offrire loro strumenti più idonei, quindi è un grande lavoro che coinvolge tutti, perché loro sono il presente e il futuro di questo mondo. Presidente Trollesi, ma non pensa che forse, io li ospiti diverse volte, molte volte anche sabato, questi studenti, e quando li ascolto loro hanno le idee molto chiare su quello che vorrebbero,
futuro che vorrebbero, cosa vorrebbero fare. Il problema è che li ascoltiamo poco. Noi siamo sempre nelle cattedre, loro sono sempre davanti che ascoltano. Forse dovremmo invertire un po' i ruoli, forse dovremmo imparare anche qualcosa da loro, che hanno forse le idee più chiare di quello che pensiamo. E soprattutto lei dice, i social, anche il già procuratore il dottor Foiadelli, ma chi è che ha dato questi strumenti? Chi è che ha permesso questo? Non è che il bambino a 4 anni sa che esiste il telefonino, è la mamma che dà questo strumento. Gioca intanto e lui intanto inizia a schiacciare e un po' alla volta inizia a chiedere perché, ma i genitori non hanno tempo di rispondere ai perché. E lui continua, tanto è vero, e perché basta con questi perché. Non è che forse una volta avevano meno tempo, forse perché lavoravano veramente tanti i nostri nonni, pensate quanto lavoravano, con tantissimi figli, ma non era la quantità del tempo, era la qualità del tempo che era diversa, era tutto diverso, si era in tantissimi, si aveva pochissimo o quasi tutti, però si dialogava molto di più, c'erano i valori che qualcuno li ha fatti perdere, ma non di sicuro i ragazzi. Io i giovani li vedo dei giovani meravigliosi. Certo che se vediamo gli esempi che tutti fanno vedere, ecco, tutti i giorni, capite bene che è dura dire i giovani sono bravi. Cosa dici, Poloni? Secondo me ha pienamente ragione, perché io mi ricordo, anch'io quando ero piccolo, abitando anche sul Montello, in un territorio bellissimo in mezzo al verde, e mi ricordo che stavamo sempre fuori, cioè non esisteva dentro stare in casa sul telefono, il telefono non esisteva, è proprio secondo me la società di adesso, proprio fin da piccoli, i genitori, mamma, papà, zii, fratelli, con i telefoni in mano, e quindi sono cresciuti con questo strumento e quindi vedono questo, e in questo strumento vedono il mondo che attraversa loro, cioè nel senso tanti input, tante cose belle ma anche cose brutte, perché su internet c'è di tutto. E noi anche, parlando della nostra associazione della Grecale, vediamo questo nel senso nei laboratori che facciamo con i ragazzi, con questi bambini, anche con dei ragazzi. Speriamo anche il nome dell'associazione. L'associazione perché? artistica Grecale, l'abbiamo fondata nel 2011, un gruppetto di 3-4 artisti, e è nata così come un soffio di Grecale, un soffio d'arte. Non sapevamo che titolo metterci sinceramente. Abbiamo pensato, facciamo una soffiata d'arte. E dopo da 3-4 artisti siamo arrivati a una quarantina di artisti. E abbiamo pensato non organizzare solo queste attività, queste mostre su dei bei posti come faremo qua a Palazzo di Trecento o in altre location prestigiose, però abbiamo pensato anche di dare un input anche a tutti quei ragazzi, ragazze o chi ha la passione del disegno, della pittura, nei laboratori creativi di argilla, di pittura, di acquerello. Organizziamo degli eventi, dei corsi. E infatti anche il sabato prossimo siamo in un paese là vicino al nostro territorio con delle scuole e ci hanno invitati a fare questi laboratori creativi e oltre a loro aiutiamo anche, facciamo dei percorsi anche con dei ragazzi diversamente abili, che è stato una cosa per noi, un mondo veramente da scoprire a livello artistico, perché abbiamo notato e capito e visto proprio che questi ragazzi hanno tanto da dire e tanto da fare. Abbiamo organizzato in collaborazione col comune di Volpago lo scorso inverno a Cabressa, in una struttura, una sede della biblioteca di Volpago, una mostra con dei ragazzi, il percorso che facevamo da anni con loro, dei dipinti, li aiutavamo a fare dei dipinti, dei lavori, e abbiamo organizzato questa mostra. È stato per loro un grande successo. Ho visto dei volti, dei visi emozionati. L'età di questi ragazzi che vengono, che età è? I ragazzi dei laboratori che facciamo sono bambini che partono dai 5-6 anni in su, elementari, poi abbiamo appunto le strutture dove andiamo in questa struttura, ci sono ragazzi anche di varie età, dai 20 anni, 25, 30 anni,
persone con dei percorsi familiari magari non di tutto non facili, e quindi vediamo in loro ogni volta che li incontriamo, ci abbracciano e si ricordano il nostro nome, cioè è un'emozione per noi questa, e questo secondo noi, perché anche parlo a nome di tutti gli associati, per noi è una cosa che tante altre associazioni dovrebbero provare a fare, perché non è mettersi cioè noi abbiamo gli artisti che espongono in queste ville, però abbiamo anche un'altra attività collaterale a questo, cioè occuparsi anche di quei ragazzi che sono meno fortunati. Allora, tante parole, però io non vedo da chi di dovere l'impegno di agire per recuperare questi ragazzi. Grandi tavoli, tanti convegni, di tutto e di più, però poi alla fine io tutto questo interesse per cercare di intrigarli in maniera diversa, mi dispiace, ma non lo vedo, e grazie invece Poloni per quello che fa. Allora, dottor Fojadelli, ma è così difficile mettersi in prima linea, cercare veramente di agire, non solo di parlare, di coinvolgere proprio grazie anche all'arte, alla cultura, perché è questo secondo me che li salverà, non c'è altra storia, lo sport naturalmente, la bellezza, ecco, la bellezza che questi ragazzi a mio avviso credono, però qualcuno di loro l'ha un po' persa, ma non per colpa loro, perché qualcuno, come ripeto, tante associazioni, ma caro Poloni, divisi tra di noi, poi troviamo il diversamente agile a casa perché nessuno va a prenderlo, la nonna sola perché nessuno sa dove abita, perché c'è la privacy. Dottor Fojadelli, ma cos'è la privacy? Ma c'è la privacy, dottor Fojadelli? Allora, oppure c'è in qualche punto dove vogliono e dove serve magari non c'è? Bisognerebbe una volta per tutte chiarire un equivoco, e per quanto mi riguarda sarò anche provocatorio e sicuramente politicamente non corretto, ma dico che nel nostro paese quantomeno parlare di privacy è soltanto ridicolo, per un motivo molto semplice, che noi siamo preoccupati, o meglio, quando andiamo a fare qualunque cosa in banca dobbiamo sottoscrivere moduli sulla privacy che a che cosa servono? Semplicemente a tutelare contro le sanzioni previste dalla legge coloro che ti offrono un determinato servizio o coloro che entrano in un certo rapporto con te. Ma sotto il profilo vero, noi non siamo più padroni della nostra identità. Tutto, perché in questo momento io ho lasciato il telefono di là, in entrata, ma quel telefono con quel telefonino tutti, o meglio le agenzie che lo gestiscono, sono in grado di sapere dove sono e anche che cosa dico, eccetera, eccetera. Quindi non per nulla noi siamo afflitti da queste telefonate, e la domanda è: ma chi ti ha dato il mio numero di telefono? Che è uno dei dati più sensibili che esistano. E allora è inutile che firmiamo i dati sensibili, l'accettazione del trattamento dei dati. Perché? Perché la verità, sotto tutto questo c'è un interesse smaccatamente di carattere economico, cioè c'è un interesse di ordine finanziario. Quindi addirittura sappiamo benissimo, perché è stato detto e ripetuto, che questi numeri che certe agenzie accumulano, in quanto sono i numeri di coloro che utilizzano il servizio offerto, sono un valore e a volte sono stati venduti letteralmente ad altri enti con cifre iperboliche. Perché? Perché il sistema pubblicitario, il sistema è talmente invasivo che noi non siamo più padroni di noi stessi. Questo è un dato sul quale riflettere, perché in verità ne va di mezzo la nostra libertà. E quando comincia a essere messa in discussione la libertà, cominciano a essere messi in discussione i principi stessi della democrazia, alla quale tutti noi crediamo fermamente. Ma se noi siamo in una sorta di schiavitù di fatto, e il manovratore è qualcuno che noi non conosciamo ed è lontano ed è il padrone sostanzialmente di questi sistemi, io dico che mi sento molto a disagio, anzi mi sento male, proprio per i giovani, perché
Per quanto, ad esempio, parlando, scusate, personalmente dico, poco male mi possono fare, ma un ragazzo queste cose possono essere per un ragazzo assolutamente deleterie. Concludo dicendo che ho ascoltato attentamente il presidente dell'associazione Il Grecale, sono assolutamente d'accordo con questo. Mi permetto una sola osservazione, che in generale nelle famiglie, nella società si vive il presente e lo si vive di fretta. Non c'è tempo di trasmettere, ad esempio da parte dei genitori, dei nonni, dei messaggi positivi, non c'è tempo. Allora quel tempo che non si è trovato là lo si va a chiedere a persone che generosamente rinunciano, o meglio si impegnano a impiegare parte del proprio tempo, che è sempre poco per tutti, per sovvenire, per sostituire ciò che è mancato dall'altra parte. Abbiamo Silvana da Biancade. Vai Silvana, poi continuiamo. Buongiorno. Ascolti, parlano tanto dei giovani che non hanno tanto tempo neanche per stare lì. Figurati, io ho 86 anni, ma non volevo neanche più chiamare, 86 anni e sono lasciata così. Io sono vedova, sì, è vero con i figli, però lavorano. E io tutti i giorni devo prendermi una signora che almeno per fare il bidet, per farmi un po' camminare. Ascolti, però una pensione me la devo pagare, la signora che viene tutti i giorni, perché mia figlia è lontana, non posso, e figura il mio figlio, anche lui lavora lontano, e non volevo neanche più telefonare, perché ho detto, se non guardano i giovani, figurati noi anziani non vedono l'ora che moriamo in pratica. No, Silvana. Fai bene invece a chiamare, perché vedi Silvana, il problema non è solo il tuo problema, è il problema di tanti diversamente giovani che mi chiamano, mi mandano i messaggi. Allora io dico sempre, lo dico anche alla Presidente Trolese, Presidente, siamo in tante associazioni ma siamo molto divise, poi come ripeto qualcuno ci dice ma non posso dare il nome e il cognome della signora o del signore perché c'è la privacy, lei non è parente, poi qualcun altro mi dice ma non è mica vero, basta sedersi attorno a un tavolo e si può discutere, ma discutere di cosa, Presidente? Di questa solitudine che regna sovrana sia nei bambini, nei giovani, nei meno giovani, ma cosa sta succedendo? Queste famiglie che sono delle famiglie, i ragazzi dicono ci siamo adattati alle nuove famiglie, cosa vuol dire adattarsi per un giovane alla nuova famiglia? Perché i genitori si dividono ma il ragazzo viene a saperlo all'ultimo momento. Ecco, come vede la situazione, Presidente Trolese? Ma guardi, io ovviamente la vedo da fondatrice di un'associazione, quindi la mission era proprio questa, cercare di creare una rete non solo tra le famiglie, ma tra le famiglie e le istituzioni e gli enti pubblici e privati, e devo dire, magari spezzando una lancia a favore di quest'ultimi, in parte ci siamo riusciti. È chiaro che di fronte, io parlo in questo campo, di fronte magari a una diagnosi come questa di neurodiversità, di autismo o comunque di condizioni affini, la famiglia viene travolta e stravolta, no, da questo, e quindi il primo impatto è il sentirsi soli in una condizione di diversità, ed è proprio per questo che credo fortemente nell'importanza di questi gruppi di mutuo aiuto, appunto le associazioni che nei vari ambiti, come appunto ho sentito anche il Presidente suo ospite, operano, perché è fondamentale innanzitutto fungere da apripiste, quindi tu che hai già vissuto una condizione puoi esternare e rendere partecipe della tua esperienza un'altra famiglia, creare un canale preferenziale diretto di comunicazione con le istituzioni, con gli enti, perché dall'aspetto burocratico a quello poi socio-relazionale in condizioni del genere esiste proprio una serie di ostacoli incredibili ai quali appunto la famiglia si trova a dover affrontare, non ultimo quello economico, non ultimo appunto le cure che tendenzialmente magari richiedono appunto degli interventi privati, e il saper gestire la scuola con l'insegnante di sostegno, i turnover o la mancanza delle ore. Presidente, se ci sono gli insegnanti di sostegno,
Cosa non l'ho sentita? Se ci sono scusi. gli insegnanti di sostegno, perché bisogna avere la fortuna anche di avere l'insegnante di sostegno. Io ho avuto presidente Mario Paganissi, che ha creato un'associazione importante col figlio Oltre autistico. Labirinto, lo conosco. Lo conosce? È stato ospite poco tempo fa e l'ho visto disarmato, avvilito, e soprattutto quello che a lui preoccupa: cosa sarà di mio figlio dopo di me? Il famoso dopo di noi, perché tante battaglie, tante guerre, ma vedere Mario Paganissi, che è un guerriero, un combattente numero uno, veramente un po' piegato, mi ha fatto molto male. Vuol dire che c'è qualcuno che non ascolta, ma parlavo prima, a Cortina i giochi sono stati preclusi ai ragazzi paralimpici perché non c'è la possibilità di farli gareggiare. Capisce che ce n'è tanto da discutere su quello che voi cercate di fare e quello che poi riescono ad avere questi ragazzi, che hanno veramente, si muovono in maniera diversa ma sono meravigliosi. Qua vorrei chiedere anche al dottor Foiadelli se è giusto pagarli miseramente così nonostante lavorino. Fanno dei lavori importantissimi. Questo ragazzo che dice a suo papà, e che veramente mi fa venire i brividi ogni volta che dico questa frase: cosa sarà di me, papà? Che lavoro mi troverai, papà? Continuo a cambiare, a fare, ma faccio assembraggi e non ho mai soldi in tasca. Cosa mi fanno, papà? Tu cosa mi dici, papà? E a questo padre scendono le lacrime, non ha neppure il coraggio di guardare il figlio. E allora come la mettiamo, dottor Foiadelli? Chi è che dovrebbe ascoltare, che dovrebbe metterli nel posto giusto, con un stipendio adeguato, con rispetto per queste persone che forse lavorano anche meglio degli altri quando hanno finito i lavori? Prego. Ma guardi, il sentimento che lei ha visto, ha riscontrato, il sentimento di delusione e anche di frustrazione in questo padre, è un sentimento che a volte condivido anch'io, perché la domanda che chiunque abbia dei figli credo si faccia questa domanda. Dopo che cosa succederà? La domanda è quasi inevitabile perché stiamo vivendo in momenti in cui la realtà, addirittura a livello globale, a livello mondiale, sta cambiando momento per momento, in cui stiamo assistendo in una situazione di assoluta inquietudine, dove non riusciamo a vedere, come si diceva una volta in Veneto, a vedere chiaro. E naturalmente tutto questo non solo preoccupa chi ha la responsabilità di altri, soprattutto dei ragazzi, ma anche gli ragazzi stessi che si sentono frustrati, impotenti. La domanda in linea teorica, chi deve intervenire, è presto detto, dovrebbe essere la struttura pubblica che interviene. La struttura pubblica è gravata già da molti oneri, con risorse che, come tutti sappiamo, nel nostro paese sono scarse, e dobbiamo aggiungere, questo lo aggiungo perché è una mia profonda convinzione, sono convinto che se in questo paese, nonostante le fatiche, le frustrazioni, venisse meno quello che noi chiamiamo volontariato, noi cadremmo in ginocchio. Abbiamo Roberto da Salzano, vai Roberto. Buongiorno, un saluto a tutti, sto ascoltando con interesse quello che state dicendo, ma anche da parte vostra non riuscite a far capire alle istituzioni che i giovani sono una cosa importante. Allora io mi accorgo adesso che sono finite le scuole che molti giovani, per motivi sempre, perché si parla sempre di soldi, per motivi che le famiglie o il papà e la mamma non riescono a pagare i centri estivi, si trovano per le strade. Lo dico sempre, no? E giustamente il signore che parlava ha detto che le istituzioni non hanno i soldi, ma siamo sicuri che non ce li hanno i soldi o perché non li vengono dati? Ma perché i comuni sono ridotti così? Perché i sindaci non si mettono in testa di protestare verso il governo centrale, che gli diano più soldi, perché i giovani sono una cosa importantissima, ossia l'unico che si prende cura dei giovani nel mio paese è il prete, ci sono i Grest, sono quelle cose là, ma gli altri ragazzi che non fanno parte di quel gruppo sono da soli, sono per le strade, fanno casino, ma non è colpa sua.
il ragazzo ha tanta vita, c'è sempre qualcosa da voler fare. Allora io chiederei, e continuo a dirlo, che chi fa parte delle istituzioni, prima di tutto il sindaco, che il cittadino deve intervenire, non può sempre tacere, si deve protestare, si deve andare in piazza come fanno gli altri, si deve dire che i soldi che il governo dà ai comuni non bastano più. Le faccio un piccolo esempio, io faccio del volontariato, ho portato una signora a trovare la mamma in casa di riposo e parlavo con questa casa di riposo. Le cifre per entrare in casa di riposo sono vergognose, 3.000 euro al mese, c'è chi ce la fa, chi non ce la fa. Poi sono trattati in maniera vergognosa, perché anche dentro le case di riposo viene sempre tagliato, non c'è l'infermiere, non c'è questo, non c'è l'altro. Vorrei che, e lo ripeto di nuovo, che i sindaci, che sono i primi cittadini, non devono solo parlare, devono protestare, devono portare i loro cittadini in piazza a gridare, a dire che sono stanchi di essere presi in giro, sia da destra che da sinistra. Devono intervenire, sono i primi cittadini a dare l'esempio, non possono solo portare la fascia perché la vengono data. Molto chiaro, Roberto, fammi andare avanti perché ho tanti ospiti, ma hai fatto delle riflessioni a voce alta molto chiare. Presidente Trollesi, allora continuiamo. Come commenta? È così difficile anche per le famiglie, per questi genitori, soprattutto anche capire cosa si può fare, perché io non vedo questo dopo di noi. Come dice il dottor Foiadelli, se togliamo il mondo del volontariato cosa succede? Ma il mondo del volontariato è in ginocchio, giriamo col notaio, col commercialista, paghiamo per fare i volontari, cioè capisce che non ci siamo proprio, e siamo quelli che ha tenuto veramente in piedi il paese anche durante la pandemia, perché lo dico quasi tutte le mattine, eravamo noi che andavamo nelle case a portare la borsa, portare le medicine, entravamo nelle case per vedere anche come stavano, di come aveva, ed è giusto essere ripagati così. Adesso ci sono le ATS, non sanno neppure i sindaci cosa sono e come finirà. Una montagna di soldi anche là, Presidente, a chi andranno, chi farà parte di queste ATS? Prego, Presidente Trollese. Allora, non vorrei anch'io cadere in questo pessimismo cosmico, ma mi trovo assolutamente d'accordo, nel senso che è davvero una situazione molto molto difficile. Io come carattere tendo sempre a cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e a volte appunto quando penso e dico non ci si può nemmeno permettere noi genitori il lusso di dire muoio perché non posso morire prima di aver sistemato il figlio con disabilità o comunque anche gli altri normotipici. Devo dire che attualmente io arrivo reduce da un momento felice, nel senso che ho visto finalmente realizzati i decreti attuativi di una legge delega che è la 221, che prevede appunto la possibilità, o meglio il diritto, ed è questo fondamentale, di porre in essere quello che viene chiamato progetto di vita personalizzato e partecipato. Quindi devo dire che c'è stata una sorta di rivoluzione copernicana giuridica, perché chiaramente se non cambiamo le norme non cambiamo neanche la realtà. Poi chiaro che ci vuole molto tempo dalla norma alla traduzione poi in pratica, però è già un buonissimo passo. Questo era sorto nel 2000 con la 328, poi pian piano si è con gli articoli dell'ONU si è evoluto finché a giugno dello scorso anno finalmente si sono resi attuativi questi decreti che permettono a noi famiglia e alla persona in primis con disabilità, che è stata posta al centro di questo paradigma e dotato di un diritto soggettivo e quindi esigibile e non comprimibile, di porre in essere finalmente una progettualità che esuli dal vedere cosa le istituzioni ci possono dare ed adattare la nostra persona ai servizi che ci sono, che sono estremamente esigui e spesso non rispondenti alle esigenze, ma finalmente creare dei bisogni e da questi bisogni creo poi successivamente dei servizi. Quindi io mi auspico che a fronte di tutto ciò, con la forza delle famiglie, che è vero che devono scendere tra virgolette in piazza o comunque farci sentire, proprio perché un diritto è tale solo se viene esercitato, e l'aiuto e la collaborazione delle istituzioni, perché le istituzioni in questo momento si trovano di fronte ad una situazione che credo veramente molto molto difficile da realizzare, perché il welfare è quello che conosciamo, però sono certa che
con l'obiettivo comune, tutti quanti noi, associazioni, volontari, come ha detto lei, che sono lo zoccolo duro, le fondamenta di tutto questo sistema, le istituzioni, le famiglie, si riesca a porre in essere, perché è l'unica speranza che abbiamo, perché se continuiamo a flagellarci, io gliela lascio la speranza, Presidente, però lei capisce che anche i sindacati che ho avuto ospiti e anche nella Costituzione, che è molto chiara, questo diritto al lavoro non c'è, non viene assunto, non sono assunti questi ragazzi. Inutile che ce la giriamo, i numeri sono numeri. Ecco, forse culturalmente anche questi imprenditori fanno fatica a capire che è un ragazzo che ha tutto il diritto di lavorare all'interno di un'azienda, di una ditta, non messo su un tavolo assieme a altri 20 ragazzi a fare questi assemblaggi, dare loro il diritto di avere lo stipendio come tutti gli altri, perché il lavoro alla fine è fatto benissimo, ve lo posso assicurare, se voi li vedete lavorare sono meravigliosi. Forse lasciare anche, dottor Fojadelli, questi uffici a loro, veramente all'interno di questi uffici mettere queste figure che sanno benissimo anche nei centralini, in tantissime, anche perché sono anche dei professionisti molto seri, e magari liberare altri lavori a altre persone visto che mancano. Perché si fa così fatica, dottor Fojadelli, culturalmente ad accettare il diverso? Il diverso lei ne ha visti tanti di diversi. Noi diamo le etichette delinquente, ladro. No, certo, mi rendo conto. Il problema della diversità non oggi, ma da sempre lo è stato, anche nell'antichità esisteva questa. La differenza è che, come potrei dire, in tutte le sue manifestazioni la società di oggi, la società moderna, si è estremizzata e si è polarizzata, ciascuno assumendo delle posizioni di contrapposizione e non invece di intesa. Questa è una caratteristica che mi sembra di riscontrare nella società moderna. Naturalmente se mi chiedete che cosa dobbiamo fare, io confesso non so rispondere. Diciamo che oggi il mondo si è terribilmente complicato. Per quanto riguarda invece questi problemi di carattere come posso dire, relativi alla possibilità anche alle persone cosiddette diverse, oppure soprattutto ai giovani, di inserirsi armonicamente in un mondo produttivo, in un mondo comunque che dà significato anche alla propria vita e che ti consente di vivere. Perché la legge lo prevede? Sì, perché la legge lo prevede, ma naturalmente la Costituzione, come tutti noi sappiamo, è un grande programma, poi in realtà diventa difficile. Tuttavia, non dico ma dico uno dei problemi che per quanto mi riguarda ho riscontrato e continuo a riscontrare è nel nostro Paese l'eccesso di burocratizzazione che noi abbiamo dato a tutti questo tipo di rapporti. Vi posso assicurare che sento dire da imprenditori, non i grandi imprenditori, ma imprenditori medio-piccoli, che sono la caratteristica di questa nostra terra veneta, dice sì, io lo farei, ma sono tali e tanti i vincoli e le responsabilità alle quali vado incontro che preferisco trovare altre soluzioni. Avete capito? Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie, vado veloce, se posso parlare in dialetto così vado ancora più veloce, tanto il dialetto capio. Allora, negli ultimi anni sempre sta nascendo il discorso, l'allarme, che la democrazia comincia a essere un po' in pericolo, la libertà individuale pure, e l'ideologia liberale anche, no? Ed può anche essere vero, però nel contempo è sempre più visibile che la società non riesce più a trovare o ritrovare il bandolo della matassa per fare un percorso un po' ordinato nel senso di poter affrontare, cioè individuare, affrontare e risolvere nei tempi giusti i problemi che esistono nella società stessa. Chiudo. Considerando che è praticamente impossibile che la bontà d'animo riesca a coinvolgere tutte le persone della società, è accettabile l'idea che per un certo periodo bisognerà accettare esattamente proprio una limitazione un po' delle libertà democratiche individuali, appunto per costringere le persone per amore o per forza di ritrovare un po' di ordine per affrontare finalmente
risolvere tutti i problemi che esiste nella società, perché mi vedo, e chiudo, che i discorsi fatti bene, belli, giusti, veramente eccezionali, ben fatti, ma dopo non c'è un riscontro nella società, anzi i problemi aumentano sempre di più. Io a questo punto qua mi sto rassegnando che non basta più neanche volontariato, ma senza alcuna colorazione politica. Forse serve un periodo in cui la società torna un po' più ordinata per affrontare e risolvere i problemi. Grazie, ciao Mirella, buongiorno. Grazie Vladimiro. Allora Poloni, il bandolo della matassa, forse è proprio la cultura, socializzare, ecco, ritornare ad essere quelli che eravamo una volta, anche più accoglienti. Basta con queste etichette, noi continuiamo a mettere etichette invece di chiamare le persone per nome magari. Io mi collego a quanto detto prima, perché io personalmente ho un ragazzo autistico e quindi so cosa vuol dire anche il domani. Stiamo pensando io e mia moglie anche il domani, però non nascondo che adesso ha 20 anni e attraversato questo periodo nel periodo scolastico, le elementari, l'esilo elementari, medie, è stato non facile, perché la dietro l'assistenza, la maestra di sostegno, queste lotte per l'averla, qualche ora in più, non ti diamo l'ora, tutte queste cose, è stata veramente una lotta. Però devo dire anche che attualmente mio figlio ha una buona abilità, ci abbiamo lavorato anche noi personalmente, perché a Montebelluna sta inserito in una società dove fanno dello sport, è molto ben inserito, adesso ha finito gli studi, ha fatto il liceo e tutti gli vogliono bene. Vedo che posso dire che anche l'ultima volta l'ho accompagnato alla scuola dove ha frequentato il 5º anno liceo artistico a Montebelluna, architettura, e tutti l'hanno abbracciato perché sa anche farsi voler bene. Sono simpaticissimi. Comunque è una cosa, però pensiamo anche noi anche al futuro, perché non è le istituzioni fanno la loro parte, però delle volte manca sempre qualcosa, perché anche il discorso di inserimento nel mondo del lavoro ci stiamo pensando e non è facile, perché attualmente le aziende non è difficile neanche per noi persone comuni lavorare all'interno dell'azienda, perché ormai ci sono dei tempi veloci, sempre con questo in mano, tempi veloci, sistemi di lavoro che non sono come una volta, e quindi non c'è più il tempo per dedicarsi a persone che hanno delle difficoltà, che basterebbe una mezza giornata con qualcuno che lo indirizza a fare qualche lavoretto, come diceva lei, sarà ripetitivo, però è una cosa che possa prendere anche una retribuzione. Vede, mi viene in mente il direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, che saluto, quando lui dice che chiamiamo, che si arrabbia moltissimo quando chiamiamo dottorini i dottori. Sono dottori a tutti gli effetti, dite, smettete di chiamarli dottorini. E questo è il lavoretto? No, non sono lavoretti. Ecco, è qua il grande problema. È là il grande problema. Sono lavori fatti alla perfezione. Ha ragione. Dobbiamo anche noi iniziare a valorizzare. Esatto. Io, e lo dico anche alla Presidente Trolese, Presidente, io non devo essere fortunato a essere a Montebelluna, a Padova, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che la legge prevede. Però, come dice il dottor Foiadelli, è scritto nella legge, ma poi cosa ti metto davanti? La burocrazia. E l'imprenditore, il piccolo imprenditore specialmente, ma anche il grande, dice è la burocrazia, però se è una scusa. Bravissimo dottor Foiadelli, la ringrazio, che ha risposto alla domanda della Mirella che volevo fare a Trolese. È una scusa o è un impegno che tu hai paura di affrontare perché chissà cosa comporta, cosa implicherà? E invece guardate che ve lo dico io, lavorano, ma veramente per loro lavorare vuol dire, ecco, riuscire a essere presenti. Prego, Presidente Trolese. È caduta? No, eccola qua.
scusa, a volte è una reale incapacità di affrontare queste problematiche burocratiche, a volte una e a volte l'altra. E bisogna cambiare proprio la cultura e questo può avvenire grazie appunto a noi genitori e anche alle istituzioni che lavoriamo per far innanzitutto conoscere, perché tutto ciò che non è conosciuto spaventa, quindi l'imprenditore può avere anche il timore di non essere in grado di gestire determinate situazioni, no? E quindi supportarlo in tutto. Non tutte le condizioni sono analoghe, per cui ci sono persone che possono assolutamente affrontare tipologie lavorative di un certo settore, ce ne sono altre che invece purtroppo al mondo del lavoro non possono accedere, però ci sono tantissimi dei nostri ragazzi che anelano una volta terminata la scuola ad avere una dignità lavorativa, perché ci chiedono questo quando noi appunto parliamo con loro, ci esprimono il loro bisogno di sentirsi parte della società, ma nel vero senso della parola, e non trainati o lasciati, perché ricordiamo che quando finisce la frequenza scolastica arriva il vuoto per la famiglia, molto spesso arriva il vuoto, arriva l'incapacità e la paura di come gestire questo tempo con i propri figli che non sono più. Allora parliamo anche di questi centri estivi con questi ragazzi. Io sono allo Storga dal 2014 che sono in questo parco meraviglioso, proprio qui Diversamente Agili, e le posso assicurare che sto passando le pene dell'inferno per fare inclusione con un'altra realtà che invece ha diviso a solo le persone normali, secondo loro. Io ho il coraggio di dirle queste cose, come ho il coraggio di dire che io devo combattere, e non so per quanto ce la farò, ma combatterò, perché molti genitori si rifiutano di riprendere i loro figli, magari mentre lavorano, in allegria, mangiando assieme magari un panino col salame, perché hanno paura di essere strumentalizzati. Invece sa qual è il problema a Trolese? Che si vergognano di questi ragazzi. Allora il figlio normodotato lo posso riprendere, posso portarlo dove voglio. L'altro figlio invece guai se ci sono le telecamere. Ma come, dico io? Ma se si sta divertendo, se siamo tutti in allegria, devo firmare, dottor Foiadelli, farmi firmare la privacy, e questo genitore non la firma. E chi è che paga le conseguenze? Il ragazzo, perché io non posso difenderlo, perché se il genitore non mi firma la privacy io non lo posso portare da nessuna parte e non lo posso far sentire normale. E quando questo ragazzo, do il microfono, quello che finalmente ha avuto il genitore che ha firmato la privacy, al microfono dice: quando mi incontrate per la strada salutatemi, abbracciatemi, perché io ho molto piacere se voi fate questo. Capisce, Presidente Trolese, che siamo lontani 1000 miglia per dare dignità a questi ragazzi che non si possono difendere, che abbiamo questi genitori. Io non guardo quelli bravi, guardo quelli che non hanno ancora capito che hanno dei tesori meravigliosi, che si vergognano ancora di questi figli. Trolese, questa è la verità. Questo è quello che noi dobbiamo combattere, noi genitori bravi, li ho già. E l'altro ragazzo chi è che lo difende? La legge lo difende? No, mi impedisce. Bisogna lavorare sulle famiglie. Aspettiamo il dottor Foiadelli, la legge mi impedisce di portarlo fuori, di riprenderlo queste ragazze, perché il genitore non firma la privacy. Non firma la privacy, ma qui si incontrano due grandi problemi. Il primo, a cui lei ha implicitamente accennato, è quello del timore e quindi del giudizio sociale. Detta in dialetto veneto, tutti ricordiamo un po' tanto tempo fa, in cui si diceva poveretto, elga un fio desgraziato. Sì. Ora questa... No nome, desgraziato. Sì. Questa sensazione, questa sorta di censura sociale nei confronti di una situazione purtroppo di questo tipo è rimasta. I residui di questa cultura non c'è niente da fare, sono rimasti. Digressione.
nel mio mestiere, quando suggerivo e dicevo alle persone: guardate, c'è una persona bisognosa, è bene che provvediate ad una, come dire, ad esempio alla nomina a domandare la nomina di un amministratore di sostegno, di un tutore, eccetera, eccetera. Molto spesso, potendolo fare come pubblico ministero, prendevo io l'iniziativa, ma vedevo tantissima resistenza, perché l'idea che uno fosse, come si diceva, interdetto, inabilitato e accompagnato dall'amministratore di sostegno era una sorta di vergogna per la famiglia. Teniamo conto che ancora esiste questo tipo di cultura. Questo è un primo punto. Il secondo punto, signora Mirella, abbiamo perso il buon senso, lo abbiamo perso per strada. La scena che lei mi ha raccontato, non posso dare il ragazzo perché quello non firma la privacy, è il frutto di un impazzimento del sistema. Con il buon senso avremo naturalmente e pacificamente risolto quella situazione alla quale lei ha accennato, ma se ci impuntiamo, o meglio abbiamo timore della responsabilità alla quale potremmo andare incontro se non obbediamo appunto a quel tipo di norme, che sono troppe, perché alcune norme sono fondamentali, quando sono troppe le leggi diventano dannose, questo è il punto. E il punto è che poi questo genitore magari dà in mano a questo ragazzo questo smartphone, è il ragazzo che diventa pericolosissimo, e allora io a questo genitore cosa dico? Ma sei un genitore o sei qualcos'altro? Poloni, Scusi, prego. Ma lei con la sua buona volontà non può sostituirsi ai genitori, perché legalmente sarebbe come fare un abuso. Un abuso. Capisce? Esatto. E allora ci vorrebbe quella che potremmo chiamare una sorta di rivoluzione sotto il profilo culturale della sensibilità. No, sono problemi, onestamente. Ma io quello che veramente sto cercando di combattere è anche vero questa che una volta appunto si nascondevano i genitori, appunto si nascondevano, e io parlo personalmente con mia moglie, io non mi nascondo, anzi gli faccio fare tante attività, perché ho visto che fargli fare attività e portare mio figlio a contatto con le persone, perché magari l'autismo, lo sappiamo bene, tende ad essere isolato, cioè il ragazzo tende a isolarsi, a comunicare poco, e questa persona, sino tante abilità le ha, anzi tanti mi dicono ma non sembra, però ci stai un giorno intero, vedi che lui ha bisogno del passeggiare avanti e indietro, le sue stereotipie, perché ha bisogno, lui me lo dice, lui è quello che mi fa emozionare, me lo dice, io ho bisogno di questo per svuotare la mente, cioè è consapevole e me lo dice. E comunque a livello, io parlo personalmente come genitore, ho sempre cercato di fargli fare tante attività, contatti con le persone, adesso è stato 5 giorni al mare, da poco che sta frequentando un centro con ragazzi con queste caratteristiche, momentaneamente, perché speriamo, il nostro obiettivo sia appunto quello che dicevamo prima, di poter inserirsi in un mondo lavorativo. Allora, questo è il nostro... Però Poloni, noi dobbiamo unire le forze se vogliamo aiutare questi ragazzi, perché Poloni fa parte di un contesto dove il figlio automaticamente, perché più conosci persone e più hai la possibilità anche di far vivere la quotidianità a questi ragazzi. Allora vi racconto, Presidente Trollesi, cosa mi ha detto questo ragazzo. Sono andata in un centro qui vicino a Treviso e avevo già conosciuto questo meraviglioso ragazzo con il suo papà, improvviso me lo trovo su questo centro con la mamma. Lui mi guarda, mi abbraccia, perché nasce subito figli, non so il perché, ma nasce, e dico alla mamma: mi dai tuo figlio che lo porto in giro con me? Questa mi guarda, lui la guarda e fa: mamma vai a casa, mamma vai a casa. Io ho capito l'imbarazzo della mamma, perché non è abituata a lasciare il figlio. Cioè, tu vai con un estraneo che lei non mi conosceva, giustamente, mi conosceva suo papà, però il figlio mi conosceva e aveva capito che era Mirella, e lui subito mi ha detto: andiamo via, vai a casa, mamma, voglio... Aveva fiducia. Fortunatamente questa donna ha capito
che il figlio aveva bisogno di stare con me, ma non per stare con Mirella, per vivere la quotidianità degli altri ragazzi. E l'ho portato in giro, l'ho riportato alle 19, alle 7 di sera. La mamma era spaventatissima perché ha detto mamma mia, e lui quando è sceso dalla macchina ha detto Mirella domani vieni a prendermi un'altra volta. Ha imparato Allora lui è andato vivere. a prendersi il gelato e si è preso un gelato con 4 palline, no una, 4. Si è scelto i gusti che voleva. Vederlo mangiare quel gelato. E c'erano delle ragazze vicino a lui, della sua età, giovani, e lui diceva a queste ragazze ciao, hai visto che bello che è il mio gelato, ne vuoi un pochino? Come dici tu, socializzare immediatamente quello che fanno loro, fanno loro, socializzano con lo sconosciuto immediatamente, col importante. sorriso. Presidente Trollese, ma cosa dobbiamo fare per far capire che dobbiamo vivere la quotidianità, che dobbiamo fidarsi anche delle brave persone che ci sono? La paura dove va mio figlio, con chi va, cosa farà. Ma degli altri figli ci preoccupiamo dove vanno, cosa fanno, con chi vanno. Prego Presidente Trollese. Allora Mirella, certamente bisogna lavorare sulle famiglie, proprio lavorare culturalmente, offrire loro gli strumenti proprio per potersi fidare, dobbiamo acquisirli noi perché non è che tutte le persone con neurodiversità siano così facilmente gestibili, per cui c'è da tener conto questo, bisogna avere gli strumenti idonei per poter far fronte eventualmente a dei comportamenti problema, a delle crisi che possono sorgere perché ci sono degli imprevisti, quindi il timore del genitore è anche questo, no? Di non trovare persone in grado di, conoscendo a fondo il proprio figlio, che magari all'apparenza può sembrare non avere determinate tipologie di problematiche, e c'è soprattutto anche da lavorare come noi associazioni facciamo, e abbiamo anche creato una rete tra noi proprio perché, come diceva lei, non possiamo lavorare a livello individuale ed essere delle piccole cellule autonome, ma bisogna coordinarci. Noi personalmente come AGSAF poniamo in essere tutta una serie di progetti, tra cui anche il mio tempo per esserti amico, che è proprio un progetto che prevede l'intervento di altri ragazzi, chiamiamoli così, normotipici, che si pongono da amici e portino in giro all'interno delle proprie compagnie a mangiare una pizza e gelato i nostri ragazzi, chiaramente dopo aver effettuato tutta una serie di formazione che è la semplice informazione in alcuni casi, in altri invece coordinati magari con degli educatori molto giovani proprio per dare l'idea che ci sia un livello paritario di età, e quindi questo serve moltissimo. Informare la società, noi abbiamo creato un progetto che si chiama Out Holiday proprio perché a Venezia, nel territorio appunto così ricco di turismo, abbiamo coinvolto tutte le realtà del territorio, albergatori, ristoranti, musei, taxisti, gondolieri e compagnia bella, proprio per informare che cos'è in questo caso l'autismo e la neurodivergenza, come si può essere utili semplicemente proprio nel venire a contatto con queste persone, comprendere che non si trattano magari e non avere neanche timore di fronte a una bizzarria, a uno stim, a un flapping, che le mani si muovono, e quindi creare una realtà che sia consapevole, perché siamo noi, società, che dobbiamo in qualche modo modificarci e adeguarci all'inserimento di queste persone neurodivergenti, tutti insieme, in primis appunto la famiglia, in primis direi le istituzioni, in primo luogo la famiglia, cercando appunto l'educazione e la conquista della fiducia, perché ricordiamoci che la famiglia nella maggior parte dei casi non è che non voglia, non vedrebbe l'ora da un lato di vedere il proprio figlio inserito, ma spesso crede che l'ambiente non sia adatto al proprio figlio, non sia in grado di rispondere alle esigenze del figlio. Presidente Trollese, la ringrazio perché devo correre perché ho altri ospiti. Veramente grazie a Gloria Cappello Trollese di essere stata con noi con questa associazione importante. Però Poloni, quello che però vorrei anche dire, io faccio fatica a farmi capire, nel senso è che abbiamo fatto tutto un grande caglierone, abbiamo messo dentro tutto, tanto è vero che la Presidente Trollese diceva bisogna vedere perché abbiamo anche quello difficile, e chi dice di no, ma sei tu che devi capire chi può uscire, chi può andare, non è che possono andare tutti, sappiamo anche noi che ci sono realtà anche molto difficili, problematiche,
problema è che forse abbiamo paura di qualsiasi gesto. Per esempio questa ragazza Lisa, che forse voi ve la ricordate, che non parla ma sente, che al Luna Park, lo dico sempre, speriamo che qualcuno si svegli di qualche genitore, mi ha detto a un certo momento, era sera, voglio stare assieme ai ragazzi della mia età, portami con loro. E l'ho portata a quei gruppetti molto difficili, dottor Foiadelli, dove, come li chiamano adesso, i Maranza, questi nomi, perché ogni tanto mi fuori il nome, Baby Gang, Maranza. Ho detto adesso ti porto io, e sono andata da questi gruppetti e all'improvviso arrivo con Lisa per mano e dico: ragazzi, questa è Lisa, non parla ma sente, e voleva conoscervi. Sa la prima cosa che hanno fatto? L'hanno accarezzata, l'hanno abbracciata. Lei era alla fine del mondo, perché non era... E gli hanno detto: vieni ancora con noi, dai che facciamo un giro assieme, hai piacere, questi. E quando sono andata da loro, più di qualcuno mi diceva: ma dove vai? Ma sei fuori di testa? Capisci che non ci siamo proprio, che abbiamo paura di quello che non dovremmo affrontare, questi occhi, questi ragazzi che poi dai la fragilità e la capiscono meglio loro che qualche altro ragazzo ben vestito, tutto bravi ragazzi di buona famiglia. Cosa sono i ragazzi di buona famiglia, dottor Foiadelli? Lei che sa, i bravi ragazzi, i bravi genitori. Intanto è difficile dire chi è di buona famiglia e di chi meno buona famiglia, è un'impresa molto ardua. Noi lo possiamo giudicare così, da un aspetto esteriore, eccetera. Purtroppo molto spesso io ho dovuto constatare che in coloro che si ritengono meglio c'è molta ipocrisia, moltissima, e molta più sincerità la si trova tanto più si incontrano le persone semplici, magari ingenue. Ecco, questo, ma infatti lo dimostra l'episodio che lei ha appena detto. Ma l'episodio che lei ha appena raccontato e le reazioni che lei ha riscontrato segnalano una cosa: viviamo nella paura. Paura per le responsabilità, paura perché l'ordine come posso dire, del disordine pubblico, di ciò che può succedere, e anche della responsabilità che a noi verrebbe nel caso che succeda qualcosa a quel ragazzo o ragazza di cui ci siamo assunti la cura in quel momento, capisce? Ora, superare tutto questo non è facile, esige però una preparazione a livello culturale e psicologico, questo sì. E se mi permettete, visto il mestiere che ho fatto, occorre mettere ordine nelle nostre strade e negli spazi comuni dove le persone che si comportano bene hanno diritto di muoversi. Come vede lei, dottor Foiadelli, mi scusi ma devo correre, purtroppo il tempo è tiranno, le zone rosse? Le zone rosse? Delle città che fanno queste zone rosse per impedire a certe realtà di frequentare. Il problema è fare le zone rosse, non ci vuole niente, basta una penna rossa e su una mappa. Il problema è garantire che siano rosse e che siano effettivamente e rispondano all'esigenza affermata. Ma qui è una questione di mantenimento dell'ordine e della sicurezza. Perché non abbiamo il coraggio di dirle queste cose? Le pensiamo tutti, ma poi ci fermiamo perché temiamo di essere accusati di essere politicamente non corretti. Non c'è nulla da fare, la libertà esige e presuppone disciplina e osservanza delle norme di civile convivenza. Io ho avuto sabato il dottor Elviretti, non so se lei se lo ricorda, sì. Ecco, l'ho avuto ospite, era collegato da Roma, lui si ricorda benissimo di Treviso perché era a Treviso, era tutti si ricordano di Treviso. Ecco, tutti si ricordano di Treviso, il quale è stato molto chiaro, ha detto dobbiamo far rispettare le regole e delle leggi, che veramente la certezza della pena sia certezza della pena. Ecco, dobbiamo avere la capacità di capire che servono anche delle leggi molto forti, importanti da applicare. Cosa dice, dottor Foiadelli? Allora, se dico che occorre essere molto, come dire, rigidi nell'applicazione e nell'applicazione delle pene previste dalla legge, dico
E questa è la prima verità. La seconda verità è anche quella che la certezza, come lei dice giustamente, del diritto e della responsabilità a cui vado incontro se mi comporto male serve anche ad affermare quel concetto che è la dissuasione, cioè la deterrenza. Se io so e sono certo che, come sono certo che se do una spinta alla sveglia quella cadrà in terra, se sono certo di quello che mi può capitare, io sono frenato dal commettere una determinata azione. Ed è qui è necessario che gli apparati dello Stato, gli apparati pubblici, siano messi in grado di garantire quell'ordine e quella sicurezza sulla quale si possono sviluppare le attività meritorie e lecite delle quali stiamo parlando. Grazie veramente al dottor Fojadelli, però per chiudere vorrei sapere anche, lui ha creato un'associazione importante, parla soprattutto di cultura, di dialogo, ecco, cosa farete prossimamente, dottor Fojadelli, con questa associazione? Il giorno 27 di questo mese ci sarà un convegno che avrà come titolo e quindi come argomento l'Europa nello scenario geopolitico globale, quindi proprio perché lo scopo dell'associazione è appunto quello di cercare di fornire al cittadino, non solo agli associati, ma al cittadino, delle informazioni per quanto possibile oggettive su argomenti che noi invece, ad esempio alla televisione, vediamo trattati sempre con la rabbia e la contrapposizione che divide, ecco, e quindi con un'ottica più tecnica, più oggettiva, anziché come dire, trattare argomenti così delicati che sono ai quali il cittadino è fortemente interessato, con la solita rissa per cui dove si vedono contrapposti coloro che nel nostro scenario politico italiano non fanno altro che litigare e direi in maniera poco utile per il bene del nostro Paese. Grazie veramente al dottor Antonio Fojadelli, già procuratore, anche con questa nuova associazione che invita al dialogo anche tra culture magari anche diverse, ecco, capire l'importanza di capire, di accettare, di ascoltare. Grazie, grazie anche alla Presidente Trollese, mentre Poloni rimane con noi. Grazie, grazie, pubblicità. Grazie. Vediamo queste foto bellissime che ha portato il presidente Poloni per far capire questa associazione, la Grecale, assieme alla dottoressa Maurizia Borsato, dottoressa Storia dell'Arte. Grazie anche a lei, dottoressa, di essere qui. Allora, perché ecco queste foto? Per far capire l'importanza dell'arte in un mondo che sta andando veramente con una frenesia incredibile. Io mi ricordo, non so se era il presidente dei Musei Civici di Venezia, dove ha detto vanno a vedere il quadro, passano davanti 3 secondi e poi ritrova il bookshop che fanno acquisti e la stanno 2 ore senza capire che magari devi fermarti perché il quadro ti fa delle domande, oppure tu puoi fargliele, però bisogna anche capire, sapere chi è che può fare questo, perché passare, ho visto. Cosa hai visto? Hai capito cosa vuol dire la bellezza, l'arte? Qui cosa stiamo vedendo, dottoressa Borsato, ad esempio? Allora, qui è tutto un ciclo di immagini dei vari artisti che fanno parte appunto dell'Associazione Artistica Grecale, di cui appunto abbiamo qui il presidente Giancarlo Poloni, e che a breve esporranno anche a Palazzo dei 300 con una mostra che verrà inaugurata il prossimo 5 luglio. E devo dire che appunto conoscendo questi artisti, chi di persona, chi anche telefonicamente, mi mandano le immagini delle loro opere. Che belli! Esatto, come vedete sono opere l'una molto molto diversa dall'altra, proprio perché gli artisti, ciascun artista ha un proprio stile, ha un proprio pensiero. E quello che mi ha sorpreso tantissimo nel conoscere diversi artisti di Grecale è stato proprio capire quanta diversità c'è anche all'interno di un singolo gruppo, di una singola associazione come quella che raccoglie gli artisti cappeggiati da Giancarlo qui accanto a me. Dottoressa, quanto è importante è riuscire a cogliere la creatività
del ragazzo, della ragazza che hai di fronte, perché siete voi che dovete fare questo. Lui non sa neppure magari di avere questa creatività, però un po' alla volta, come dice il presidente Poloni, se si inizia da piccoli con questi laboratori tu riesci a vedere dove sei più orientato. Io mi ricordo una volta alle medie c'erano le applicazioni tecniche che facevano capire ai professori dove eri più indirizzato. Spero tutto, se i laboratori sono diventati magazzini, per fortuna adesso si sta riprendendo. Ecco, la creatività, come si fa a capire la creatività di un ragazzo? Allora, sicuramente, come ha detto anche Giancarlo, fin da quando si è piccoli, cioè, molte persone dimostrano di avere delle capacità, delle abilità, una propria creatività fin da in giovane età. Le scuole aiutano, o meglio dovrebbero aiutare. Purtroppo le ore dedicate alla storia dell'arte oggi sono piuttosto sacrificate, lo sappiamo, però fortunatamente abbiamo nel territorio tante associazioni come la Grecale per l'appunto, che crea questi corsi, questi laboratori aperti a fasce d'età anche diverse, che coinvolgono bambini di giovane età ma anche ragazzi, adulti, e li avvicinano al mondo dell'arte. Onestamente non è mai troppo tardi per cominciare, cioè, si comincia fin da piccoli e magari si sviluppano certe capacità, si incentiva ad esprimere la creatività, a percepire il senso dell'estetica, ma anche a percepire, secondo me, il senso anche della difficoltà nel creare. Determinati possono essere opere d'arte, ma possono anche essere oggetti scultori, quindi lavorare il legno, lavorare la ceramica, la terracotta. Chi ha modo di approcciarsi fin da piccolo a queste realtà, a queste esperienze, poi porta avanti con sé anche il valore di cosa significa effettivamente creare, della difficoltà, dell'impegno che bisogna mettere per e soprattutto anche magari creare Poloni assieme ad altri ragazzi. Ecco, la squadra mi intriga, magari al primo momento non mi piaceva più di tanto, non ci credevo, lavorando in squadra invece ho capito l'importanza e mi sono appassionato, ho creato assieme ai miei amici. Prego Poloni. Infatti, tornando al discorso di prima, del discorso del telefono, di questo mezzo che dovevamo lasciarlo da parte e cercare di lavorare con le mani, perché con le mani si esprime quello che si ha dentro e dopo ho notato anche nei laboratori tanti bambini, tanti ragazzini all'inizio, quando si inizia a fare un laboratorio, non si avvicinano al tavolo dell'argilla o dell'acquerello o della pittura a tempera. Inizia uno, tutti quanti dopo provano, perché è quel senso magari di aver paura forse di non riuscire. Mentre assieme agli altri, anche se sbaglio. E dopo abbiamo scoperto proprio visivamente che quando iniziano, da soli creano qualcosa senza tanto, li guidi un po', li segui un po' e poi vanno da soli, anzi ti chiedono hai ancora argilla, hai ancora acquerelli, facciamo ancora, e dopo il tavolo si riempie. C'è una cosa, e questa per quell'ora, 2 ore che facciamo ai laboratori o anche un'intera giornata delle volte, il telefono non c'è più. Questo mezzo, io parlo del telefono perché o la TV, ma il telefono, si vive in mezzo alla natura o in mezzo a un parco. È una cosa bellissima questa, io forse perché io fin da piccolo ho vissuto questo, sono cresciuto appunto con la matita, col disegno, avevo un album da colorare quando ero piccolo e mi ricordo un'anziana signora che mi ha detto dai inizia a colorare, io sapeva che avevo questa passione del disegno e ho iniziato così, ma all'epoca non c'era il telefono e quindi ho sempre e mi sono arricchito dentro, anzi è una terapia anche per persone, come diceva Maurizia, facciamo dei corsi per persone, anche per qualche pensionato o persone che di una certa età e quindi questi corsi servono anche per dimenticare qualche periodo, anche per dimenticare qualche periodo brutto della vita, nel senso è come una terapia, abbiamo notato, proprio una cosa, e anche per socializzare ovviamente. Allora ringraziamo Giancarlo Poloni, presidente Associazione Artistica Grecale, lasciamo il posto al vicepresidente Merlo Gioacchino. Intanto andiamo a Trieste e andiamo a vedere, ecco, questa cosa molto importante, lo dico alla dottoressa Borsato, educatore socio-pedagogico. Andiamo a vedere e grazie Poloni.
una professione delicata perché questi professionisti accompagnano la vita delle persone con fragilità, stiamo parlando di disagio, stiamo parlando di disabilità, di salute mentale, di psichiatria. La mozione presentata dal consigliere regionale della lista Federica, Carlo Grilli, vuole impegnare Presidente e Giunta a sostenere con il Governo nazionale il riconoscimento di lavoro usurante per la figura dell'educatore socio-pedagogico, una professione che per sua natura necessita di preparazione ma anche di empatia e particolari qualità umane e che non sempre viene riconosciuta in modo adeguato anche dal punto di vista della retribuzione. E quindi io credo che restituire a questi professionisti il ruolo di professione usurante, e con questo documento diamo un mandato preciso alla Giunta di intervenire nei confronti del Governo nazionale affinché legiferi in questo senso, sia un doveroso grazie. In Friuli Venezia Giulia sono 7.000 le persone, l'88% donne, impegnate in questa delicata professione. Infortuni, aggressioni, stress sono spesso il pane quotidiano per chi si occupa di costruire percorsi educativi e di inclusione. È delicata perché noi siamo i commutatori sociali, noi siamo quelli che incontrano e fanno incontrare le persone più fragili nella società. È usurante perché lavoriamo in contesti a densità fisica e psicologica, noi lavoriamo anche con persone che hanno fragilità che portano a essere aggressivi, parliamo di una persona in astinenza, parliamo di una persona con abilità psichiatrica, parliamo di un handicap particolare che magari in certi momenti soffre di mal di denti e lo dimostra aggredendo una persona. Allora, prima di ringraziare Merlo Gioacchino, che è il vicepresidente appunto della Grecale, vorrei fare una domanda alla dottoressa Borsato. Abbiamo sentito questo servizio parla di fragilità. Io ho avuto una professoressa, sempre per quanto riguarda l'arte, si parlava di restauro. Ecco, poche ore a restauro, eppure una fragilità che tu riesci veramente a plasmare, la prendi in mano questa fragilità e questa fragilità la fai sentire forte, sei tu con le tue mani che crei questo. Perché si dà poca importanza anche al restauro, dottoressa Borsato? Temo che sia una questione prevalentemente purtroppo economica, nel senso nei primi anni del Novecento Raffaello Jolly, che era un critico d'arte, un giornalista, diceva che per l'arte c'è sempre tempo, no? Quindi viene sempre presa alla larga, prima c'è ben altro di cui occuparsi. Oggi purtroppo appunto abbiamo dei temi, come abbiamo parlato anche prima, molto più importanti, molto più appunto, forse che hanno una priorità, diciamo. Il restauro delle opere d'arte è un campo molto molto interessante che permette di vedere proprio il dietro le quinte, la storia, di vivere il trascorso dell'opera, di come è stata creata, di quali sono state le scelte dell'artista stesso, ed è anche un campo che richiede grande giudizio, grande potere critico, perché bisogna decidere non solo come preservare l'opera, ma anche quale futuro consegnarla, in quali condizioni consegnarla agli osservatori del domani. Quindi è veramente un campo molto delicato che vede poi la storia, perché l'opera sì. rappresenta la storia, Sì. il tuo passato. Abbiamo Giorgio da Rovigo, vai Giorgio. Pronto? Sono Dentelli Giorgio. Avevo un problema grosso. Lo scorso giorno ho sentito per televisione procuratore che mi aveva un avvocato da Padova, gruppo Mazzini, e Dio risolve il problema. Però ho cambiato 4-5 avvocati e voi solo iscrivi e basta. Caro Giorgio. Sono un danno di 300.000 euro di danni. E mi ferma il banco mio e mi non c'entrava niente. Caro Giorgio, vedete queste persone che chiamano in continuazione nella solitudine più totale, perdono anche quei pochi soldi che magari con grande fatica hanno messo via, perché è la prima cosa dove si va dall'avvocato. E poi abbiamo delle situazioni che fanno venire i brividi, queste persone diversamente giovani, come le chiama Mirella, nella solitudine più totale, in preda agli avvoltoi. Allora, vicepresidente, cosa ci racconta di questa Grecale, di questa dottoressa che sta cercando con la bellezza e con l'arte di esprimere anche la creatività di queste persone che si rivolgono a voi? Prego. Fortunatamente l'associazione ha un bel gruppo nutrito di artisti e sicuramente Vediamo le foto ancora per cortesia, prego, prego. Abbiamo un'attività abbastanza ampia, come ha spiegato prima Giancarlo, e
abbiamo un bel riscontro anche da parte dei nostri artisti. Ci sono molteplici diversità artistiche, c'è l'astrattismo e praticamente il... Qui cosa stiamo vedendo, ad esempio? Guardate che belli, ma complimenti, veramente. Sono veramente delle belle opere che sono state esposte nell'ultima mostra che abbiamo fatto l'anno scorso. Anche questa è stata veramente una bella mostra, molto impegnativa, anche perché organizzare delle mostre è veramente impegnativo. Nei nostri 14 anni di attività abbiamo organizzato più di 27 mostre, ed è veramente ogni volta partire da zero, è veramente impressionante. Dopo vedere arrivare alla fine, dove gli artisti sono tutti contenti, tutto va bene e la mostra viene bene, insomma è una bella soddisfazione. Volevo accennare, prego. Prima che parlavi, volevi accennare un po' al tema delle donne nell'arte. Noi siamo stati coinvolti, io e Giancarlo, siamo stati coinvolti nel dipingere il drappo femminile del Batter Panoce, che è questa gara che viene fatta a Trevignano, e verrà presentato sabato prossimo, e abbiamo fatto praticamente, è la prima volta che fanno il palio femminile del Batter Panoce, cioè ci sono, la gara è composta da tutte donne e ci sono dove sarà questa gara? In centro a Trevignano. A Trevignano? C'è questa gara che praticamente sono tutte le donne che gareggiano, e chi raccoglie il grano per terra per dopo andarlo a pesare ci sono gli uomini. Mentre di solito sono gli uomini e le donne che raccolgono nella gara maschile. In quella femminile c'è questa attività. Dunque è molto bella questa, cioè valorizzare, loro ci hanno chiesto di valorizzare l'opera della donna subito dopo guerra. Infatti noi abbiamo fatto un bel drappo, secondo me è veramente venuto bene, e dove abbiamo rappresentato la donna con i due figli che stanno come si dice, scartozzare le pannocchie per poi prepararle e buttarle dentro su questa macchina che toglie i chicchi. Eppure, molto dottoressa bella. Borsato, la rivoluzione, ci dice in Italia non c'è stata nessuna rivoluzione, io invece ricordo sempre che l'unica rivoluzione è stata fatta alle donne, le mondine. E il voto del 2 giugno la dice lunga, per quello io insistevo di andare a votare, almeno dare diritto a quello che tante donne con tanti sacrifici hanno cercato di dare, e sono state le uniche che hanno fatto la rivoluzione in Italia e hanno cambiato il paese. Perché questa donna anche nell'arte fa così fatica a emergere? Bisogna che sei nei giri giusti, nel modo giusto, il famoso cerchio magico, allora vai avanti, la conoscenza, ma la creatività, se uno ce l'ha, non dovrebbe essere supportata, aiutata? Anche la scuola, come dicevo prima, laboratori, magazzini, adesso si sta cercando di cambiare, sta cercando di aprire scuole anche d'estate, si sono accorti questi centri estivi che potrebbero essere laboratori, ma perché devo pagare il centro estivo? Cos'è questa storia? Dottoressa, cosa dobbiamo fare per far capire a qualcuno che si può fare anche in maniera diversa? Allora, vorrei dire appunto un paio di cose. La prima sicuramente è una visione positiva in realtà della nostra realtà, quantomeno territoriale. Nel senso che per esempio nella prossima mostra che apriremo il 5 luglio a Palazzo di 300, su 37 artisti, 19 sono artiste donne. Quindi c'è un buon numero che l'associazione appunto, un buon numero di artiste donne a cui l'associazione ha lasciato spazio. Per quanto riguarda invece come possiamo fare oggi, personalmente, per mia esperienza personale proprio, quando ho cominciato a guardare più da vicino le attività comunali all'interno proprio dei territori anche più piccoli, ho riscontrato una grandissima attività da parte delle associazioni. E non è semplice, perché oggi tenere in piedi un'associazione richiede davvero un grandissimo impegno. Allora saluto anche, devo correre purtroppo che il tempo è tiranno, il sindaco Davide Bortolato, sindaco di Mogliano Veneto, centrodestra. Sindaco, grazie intanto di essere qui, ma anche voi quanto cercate di fare, anche organizzando anche questi eventi, queste mostre. Ecco, siete anche bravi, però grazie anche al mondo del volontariato. Cosa dice il sindaco?
Buongiorno a tutti. Intanto, assolutamente come amministrazioni, come sindaci siamo impegnati nel promuovere l'arte. Un mondo senza arte è un mondo assolutamente vuoto. Anche Mogliano, tra l'altro, che ha dato i natali a un grandissimo artista che è Giambattista Piranesi. Abbiamo molte associazioni che si occupano di questo, abbiamo anche degli spazi dedicati, abbiamo il nostro centro d'arte e cultura Brolo, che è una sala anche importante dove si fanno esposizioni anche di livello. Ma si paga, sindaco, per esporre? Si paga? La sala Mogliano, proprio dedicata anche agli artisti del territorio e alle tante associazioni del Sindaco, territorio. mi sente? Mi sente, sindaco? Sì, la sento. Ma si paga per fare queste esposizioni? No, assolutamente, non si paga. Gratis, come gratis, sindaco, come ci sta dicendo? Ecco, hanno alzato la mano, veniamo a Mogliano, hanno detto questa associazione. Prego, sindaco. Prego, sindaco. No, assolutamente. Io sono sempre stato incline all'arte, sono architetto, quindi apprezzo ancora di più, insomma, la creatività e l'arte che ci interroga, l'arte che, insomma, rappresenta il nostro tempo, quindi è un mezzo di comunicazione importantissimo, è ma neanche disciplina. L'arte è una cosa unica e che va promossa, aiutata, e assolutamente, insomma, è un bellissimo modo anche di trascorrere il proprio tempo, di impegnarsi, soprattutto per i diversamente giovani come li chiami tu, Mirella. Quindi veramente complimenti anche a questa associazione che ho visto, ho anche guardato un po' su internet, ha veramente degli artisti bravi, quindi continuate così. Guardi che ci sono già prenotati, sindaco, guardi che non si dimenticano, ecco, vi metterò in comunicazione perché penso che sia importante, il sindaco, quello che sta dicendo, anche per combattere questi ragazzi che hanno perso un percorso rieducativo ma da soli non ce la faranno. Io sono sicura che grazie all'arte e alla cultura riusciremo a riprendere in mano questi ragazzi che forse hanno una creatività che neanche noi immaginiamo. Andiamo a vedere questa riapertura Piazza Mogliano e poi commentiamo. Finalmente una piazza che viene restituita ai cittadini, una piazza accessibile a tutti perché priva di barriere architettoniche, ma soprattutto priva delle auto che prima la tagliavano sostanzialmente in due. Dopo 9 mesi riapre il 17 giugno Piazza dei Caduti, una liberazione dai cantieri che si svolgerà per step partendo dalla piazza centrale lasciando ultimare i lavori ai margini. La fine definitiva in cui ci sarà anche un taglio del nastro previsto tra la metà e la fine di luglio. Via intanto alle prime transenne che lasciano immaginare come si presenterà la piazza dopo mesi e mesi di lavori. L'amministrazione ha organizzato diversi eventi per valorizzare quanto svolto e rieducare i cittadini all'utilizzo dello spazio. Mesi di vuoto e di ritardi in cui non sono mancate le polemiche dei commercianti e di cittadini. Sono lavori che erano assolutamente necessari. Il primo lavoro importante è stato il rifacimento di tutti i sottoservizi, e quindi acquedotto, gas, fognatura. Questo ha portato via, ahimè, del tempo, perché sono stati dei lavori eseguiti non solo dalla ditta appaltatrice ma dalle varie ditte che gestiscono i sottoservizi, ma soprattutto è stata messa in sicurezza dal punto di vista idraulico la piazza, che prima non lo era. Finanziati completamente dal PNRR, parliamo di circa 2.600.000 euro. Si attende dunque un'estate di eventi per tutte le fasce d'età in occasione della riapertura. Dall'enogastronomia alla cultura, al teatro, alla musica, alla danza, che si concentreranno nei mesi di giugno e luglio, e poi anche una ripresa di eventi a settembre. La Notte Bianca, che è un evento che si terrà il 21 giugno, che guarderà oltre a quello che è il confine della piazza, ma cercherà di inglobare nei percorsi dell'intrattenimento, di tutte le attività che si svolgeranno, anche le aree leggermente periferiche. Allora, dottoressa Borsato, come commenta le parole del sindaco Bortolato e soprattutto, ecco, questo rinnovare, ecco, cercare di dare anche un equilibrio a queste piazze che è fondamentale? Prego. Penso sia un'attività molto importante, anzi questo fa lode sicuramente al comune di Mogliano Veneto. So che anche altri comuni hanno in passato tentato di portare l'arte proprio nelle strade e nelle piazze. Un esempio è anche Montebelluna, per esempio,
che a partire da 3 anni fa ha cominciato ogni estate a creare questa mostra che si chiama Visioni Urbane, per l'appunto dove le opere d'arte invece entravano negli spazi rimasti sfitti per troppo tempo. Per creare, quindi portando le opere d'arte dentro le vetrine rimaste vuote, volevano creare questa diversità e riportare gli occhi su questi ambienti che altrimenti rimangono talvolta catturare la persona, l'attenzione. Mirella D'Ariese, vai Mirella, veloce. Ciao Mirella, buongiorno, ciao. Ti faccio veloce. Sì. Allora io ho fatto 8 mostre qua a Riese, io 10º, dove abito adesso. E adesso io dipingo anche sul vetro. Anche, brava. Allora ti metto in contatto con la Grecale, che così perché serve anche a questo, ecco, a unire anche queste solitudini magari, sì, nel mio paese, nella mia città, ma anche oltre. Queste associazioni danno questa possibilità anche di andare oltre. Grazie Mirella e complimenti veramente. Allora Sindaco, ecco, questa piazza è importante, questo riunire anche quella che è la storia, la cultura, la bellezza, la gastronomia, l'arte, la musica, tutto c'è, prego. Sì, siamo molto orgogliosi insomma del nostro centro storico riqualificato e lo ricordo, insomma, tra l'altro è stato fatto grazie anche a fondi del PNRR, serve un po' anche a rilanciare il nostro commercio di vicinato, ma a rilanciare anche le tante attività delle associazioni che adesso avranno a disposizione questo spazio rinnovato dove, come si diceva nel servizio, ci sarà la possibilità di fare spettacoli, eventi, anche eventi artistici assolutamente. Una cosa bella che voglio ricordare, proprio qui vicino al centro abbiamo il muro dell'amore e i ragazzi di una scuola hanno dipinto delle piastrelle e questo muro è stato sistemato con questo messaggio bellissimo, il messaggio dell'amore. Un'altra opera, diciamo così, di strada che stiamo portando avanti è la riqualificazione delle tante cabine Enel, questi oggetti a volte abbandonati, e abbiamo chiamato degli artisti anche locali e hanno fatto dei murales molto, molto belli, a volte anche con la collaborazione delle scuole. Nella nostra via Colelli, che è un po' la via dello sport di Mogliano, i ragazzi di un'altra scuola hanno fatto questo bellissimo murales con l'aiuto di un artista locale dove sono rappresentati i valori dello sport. Quindi l'arte veramente che con il suo messaggio forte arriva insomma nel cuore della gente, delle persone, quindi assolutamente non bisogna mai dimenticare la potenza, la forza dell'arte in generale. Allora sentiamo anche Gioacchino Merlo cosa vuole aggiungere dopo quello che abbiamo detto. Prego Merlo. Volevo ricordare che la mostra del 5 luglio al Palazzo di 300 è anche un omaggio alla nostra amica Ombretta Frezza, Madonna, che ricordiamo lasciato, volentieri, veramente. Purtroppo ci ha lasciato. Abbiamo fatto anche questa mostra anche per omaggiare lei, che ci ha aiutato e ci ha presentato su diverse mostre. Abbiamo avuto un'amicizia. Lei era una critica d'arte? Sì. Ce ve la ricordate Ombretta, no? Che gli ho fatto togliere la cuffia, ho detto togliti la cuffia, lei se l'è tolta e non se l'è più messa, ve la ricordate la grande Ombretta, prego. Sì, e purtroppo ci sono queste malattie che purtroppo. Ci lasciano dei Però segni. una guerriera, perché sì, combatteva da guerriera, non inerte, non passiva, ma attiva in tutti i sensi, specialmente con la cultura. Dottoressa Borsato, ecco il messaggio, ormai siamo quasi in chiusura, che vuole dare soprattutto ai giovani che sono a casa, ai genitori, a queste figure fondamentali, la famiglia che supporta, portando questi bambini, che si deve iniziare da piccoli, non è che lo puoi portare a teatro a 20 anni, cioè devi iniziare un po' prima, cioè l'arte un po' alla volta devi essere acquisita, prego. Diciamo che, come dicevo prima, non c'è un'età in cui si può cominciare, però sicuramente chi prima comincia più magari viene educato. È un'educazione che va portata avanti e che va alimentata anche a piccoli passi, a piccole dosi nel tempo, fino a quando i bambini sono appunto in piccola età, in giovane età. È un compito da parte dei comuni, come abbiamo visto l'esempio di Mogliano Veneto e di tanti altri comuni che sicuramente sono molto attivi nel proporre, nell'offrire
delle esperienze, delle opportunità a questi giovani. Tanto merito va anche a queste associazioni e adesso tanto merito va anche alla scuola, che nonostante le difficoltà riesce comunque ad avvicinare i giovani all'arte, e adesso deve esserci anche il ruolo del genitore, della famiglia. Non è semplice perché a questi genitori purtroppo manca il tempo, a volte mancano anche dei sostegni economici, però la possibilità di avvicinare i giovani, i figli proprio al proprio comune, diciamo, anche al proprio territorio, perché lì, senza andare tanto lontano, molto spesso si scoprono delle realtà molto interessanti e molto lodevoli. Io veramente ricordo con piacere quello che ha detto il direttore della Fenice, che è un grande amico della Mirella, il dottor Harry, quando ha detto che lui ha interpretato la Turandot assieme a questi ragazzini, a questi bambini delle scuole e ai loro genitori. E lui ha portato anche il video con quanto impegno, ma quanta attenzione loro mettevano in quello che facevano. E lui ha detto non se lo dimenticheranno più, questa Turandot, questi ragazzi non se la dimenticheranno più perché l'hanno creata anche loro. E quello che ha stupito anche lui è che i genitori fanno fatica a lavorare con i figli, ecco, a collaborare assieme. Ma no, cioè, capisce, dottoressa, che bisogna che cerchiamo anche di far capire a questi genitori che devono anche loro intrigarsi con i loro figli. Oggi troviamo anche tante cose pronte, subito pronte, quindi diciamo che la necessità di creare viene messa in secondo piano. E, ripeto, il tempo probabilmente è molto poco, cioè lo vedo anche nei colleghi, i genitori lo percepisco, non è tutta colpa dei genitori, però sicuramente la creatività, un aspetto che volevo anche dire poco fa, aiuta i giovani a esporsi in prima linea, a riunirsi attorno a un tavolo tutti insieme senza aver paura del giudizio dell'altro, esatto. Perché ogni voce è importante, ogni personalità, ogni caratteristica del proprio carattere contribuisce a creare qualcosa che può essere bello, senza per forza aver paura dei giudizi degli altri. E invece oggi con il mondo dei social tendiamo a nasconderci dietro uno schermo e quindi a mettere in luce solo quello che noi vogliamo che venga visto dagli altri. L'arte, come lo sport, come tutte le attività che richiedono la presenza, fa crollare alcune barriere. Come si dice, sveglia Veneti, vero dottoressa? Sveglia Veneti. Io ho avuto un ospite, dottoressa, che ha detto i veneti si imbaucai, ecco, tanto per usare un termine molto bello, ecco, e allora cercate di svegliarvi perché le informazioni le avete, dovete forse più che sentire, ascoltare bene quello che dicono anche le persone preparate che vi stanno dicendo anche com'è la situazione. Sindaco, com'è la situazione, come ci saluta, cosa vuole dire? Beh, siamo reduci da una bellissima sfilata, raduno interregionale degli alpini a Conegliano, dove sono stati lanciati anche dei bei messaggi, insomma, importanti messaggi di pace in questo periodo, insomma, ce n'è bisogno. Quindi anche l'arte, insomma, aiuta su questo. Abbiamo recentemente anche fatto una bella mostra su i disastri della guerra, proprio per far pensare alle persone, far capire quanto è importante la pace. Quindi ecco, quello che voglio lanciare è un messaggio di pace, seppure insomma nella nostra modestia, ecco, nel nostro piccolo, ecco, e l'arte è uno dei mezzi per lanciare insomma questi messaggi importanti, ecco. Grazie, veramente grazie al sindaco Davide Bortolato, centrodestra. Sindaco, le chiamerò però perché è un caso veramente che dobbiamo risolvere assieme, assolutamente, sindaco, perciò nel pomeriggio la chiamerò per vedere di trovare, ecco, una via d'uscita a questa donna poveretta. Grazie, veramente grazie. Sentiamo come grazie. Ci saluta la dottoressa Borsato con un veloce, un saluto. E noi vi aspettiamo alla mostra che si terrà a partire dal 5 luglio al Palazzo dei 300, è invitata Mirella, da parte di tutti noi. L'ingresso sarà gratuito e davvero
ci sono tanti artisti, tante opere, l'una molto diversa dall'altra, sarà molto interessante. Perciò uscite, non abbiate paura, uscite di casa, sì con le antenne alte, ma uscite perché non è così pericolosa come si pensa, credete, forse delle volte siete più sicuri fuori che non in casa. Sì. Allora sentiamo anche il vicepresidente Gioacchino Merlo come ci saluta. Veloce, un minuto? Sicuramente saluto tutti quanti, ringrazio di questa possibilità di poterci farci vedere le nostre attività e vi aspettiamo tutti quanti che noi insomma. Diciamo la data allora? Il 5 luglio a Palazzo di 300 alle ore 11 avremo questa apertura fantastica. Io penso che abbiamo detto tutto, vi metterò anche in contatto col sindaco di Mogliano perché penso che unire le forze fa molto piacere, poi quando si sente la parola non faccio pagare niente, tutti quanti ci alziamo perché di solito paghiamo anche l'aria che respiriamo, perciò si comincia bene, direi proprio di sì, perché le associazioni hanno bisogno anche di un supporto, non è che dopo quello che fanno e cercano veramente in un momento anche difficile anche per la società cercare con la cultura e la bellezza di aprire le porte, forse questo va detto e va fatto. Grazie, grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Benvenuti a Idea in Tavola. Oggi vi prepareremo le tagliatelle al sangiovese e pancetta fresca. È un piatto semplice da preparare e gustoso da mangiare. Iniziamo con gli ingredienti. Avremo delle tagliatelle fatte a mano, fatte in casa oppure acquistate, un po' di burro, un po' di olio, della pancetta fresca tagliata a dadini, un po' di salsa pomodoro, un goccio di panna, del vino rosso, noi in questo caso usiamo il sangiovese, ma possiamo benissimo usare anche un cabernet o un merlot, un pochino di sale, un pochino di pepe a piacere e una spruzzata di parmigiano. Iniziamo la preparazione della nostra ricetta prendendo una noce di burro e un po' di olio, li versiamo in una padella e ci aggiungiamo la pancetta fresca che abbiamo già tagliato in dadini e mettiamo il tutto sul fuoco a rosolare. Nel frattempo che la nostra pancetta prende colore e si rosola, metteremo a cuocere le tagliatelle in acqua bollente e salata che abbiamo già preparato qua accanto a noi. La nostra pancetta è quasi rosolata, quindi a questo punto la bagniamo con il vino rosso, aspettiamo un attimino che la parte alcolica evapori, poi ci aggiungiamo un po' di salsa di pomodoro, un goccio di panna, vedete proprio poca poca, e un pizzichino di sale. Facciamo restringere il sugo per bene fino a quando si sarà addensato. Poi spegniamo il fuoco e attendiamo che le tagliatelle siano cotte. Le nostre tagliatelle sono belle al dente, le togliamo dall'acqua, le versiamo nella nostra padella, rimestiamo un attimino il tutto. Se vediamo che non si sono ben addensate, ci aiutiamo con 2 cucchiai di parmigiano che ci aiuteranno a legare un po' di più la nostra pasta. Fatto questo, una giratina, posizioniamo il tutto sul nostro piatto di servizio, ci versiamo sopra la pancetta che è rimasta sotto e chiudiamo il tutto con una bella macinata di pepe fresco che ben si sposa con queste tagliatelle, una spolveratina di prezzemolo che ci danno una bella nota di colore e a me non resta che augurarvi un buon appetito.